Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. La sconfitta con l'Udinese è rimasta ancora l'obiettivo salvezza del Cagliari, che ora ha una seconda chance di festeggiare con la sua gente nella gara alla Domus contro il Torino, reduce da una buona vittoria con il Sassuolo. Io sono Andrea Sanna, in collegamento telefonico, pronta a farci immergere nel match. Abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, buonasera Andrea, ben trovati. Ci ha portato fino a qui la salvezza, perché non l'abbiamo ottenuta prima, quindi dobbiamo aspettare. Quest'ultima gara abbiamo valorizzato anche l'ultimo match, perché potesse essere un match che conta quel punticino che manca, conta quell'obiettivo da raggiungere, conta la possibilità, anche vincendo, di poter avere la certezza di chiudere il campionato con un vantaggio cospicuo rispetto alle concorrenti. Conta molto quindi per poter valutare poi appieno la stagione, perché se oggi non dovesse arrivare la vittoria rischi di essere salvo grazie ai soliti punti di vantaggio sulle concorrenti. Se vinci puoi mettere una pietra invece in più su questa stagione, una pietra miliare, puoi dire di non essere mai stato nella zona di retrocessione, puoi dire di essere stato sempre a distanza di sicurezza, insomma puoi dire di aver fatto un campionato diverso, ed ecco l'importanza di un match di 90 minuti che potevano essere del tutto insignificanti e che diventano da questo punto di vista importantissimi. Cagliari che affronta il Torino, un Torino che arriva qui con la certezza della sua salvezza, una salvezza che ha ottenuto rispetto alle stagioni scorse con una spesa nettamente inferiore a livello di bilancio. Pensate che il valore della rosa è inferiore a quello del Cagliari, eppure si è salvato, e quindi diciamo che dando privilegio a quelli che sono i conti nella scrivania, il tecnico Cairo, o meglio il presidente Cairo, ha ottenuto quel che voleva, cioè risultato per risultato, ma con una spesa decisamente inferiore. Il Torino viaggia a 44 punti, il Cagliari a 37, la differenza sono 7 punti, una distanza che non può essere colmata, ma con una vittoria si può avvicinare a quell'obiettivo, si arriverebbe a quota 40, che non è una quota qualsiasi, è la quota della sempre dichiarata certezza. Ebbene, per questi 40 punti informazione: il Cagliari scende in campo con Caprile tra i pali, riporta Zappa a destra con i due centrali che sono Dossena e Mina, e con Obert che giocherà a sinistra. I centrocampisti saranno De Iola a destra, Adopo a sinistra e centralmente Gaetano. In attacco a destra Palestra, che poi agirà anche nella corsia a livello di centrocampo, a destra Palestra, a sinistra Esposito, di punta Mendy, ancora una volta preferito agli altri attaccanti che vanno in panchina. Il Torino ha 5 difensori in campo, perché con Paleari i difensori, Paleari il portiere, ci sono, come detto, come difensori c'è Pedersen, c'è Cocco, c'è Obrador, c'è Marianucci e c'è Bossé. 2 sono esterni, 3 sono centrali, quindi è molto probabile che siano a difesa a 3 o addirittura a 5. I centrocampisti sono Prati, Ilknan e Vlasic, con Vlasic che gira un po' più da trequartista. I 2 attaccanti invece sono una vecchia conoscenza come Simeone e poi Zapata, formazione anche in questo caso da tenere d'occhio, perché comunque giocatori motivati anche per confermarsi nelle prossime stagioni o per proporsi al prossimo mercato. Queste le scelte quindi dei 2 mister oggi impegnati in questo 37esimo turno di campionato. Vedremo come andrà la partita, con il Cagliari che tenterà di raggiungere i 3 punti che significherebbero anche il punto che significherebbe salvezza automatica. In contemporanea si giocheranno anche le altre gare valevoli per la salvezza, che naturalmente vi racconteremo insieme. Pochi cambi per quanto riguarda Pisacane, appunto, rispetto all'ultima giornata. Assente Foloruscio a centrocampo. Cosa ne pensi di questo cambio e di questa assenza per un giocatore che comunque è stato molto importante negli ultimi mesi? È stato scelto anche più volte per ricoprire un ruolo che non gli apparteneva totalmente. Sì, schierato molte volte in un ruolo non suo. Sono molto curioso di vedere la squadra senza Foloruscio. Ci sono state altre occasioni. Foloruscio che è un po' croce delizia, perché è un giocatore diciamo da Natale, si accende e si spegne, si accende e si spegne, come si fa nelle decorazioni natalizie, ed è un giocatore che quando si è acceso ha mostrato il suo grandissimo valore. In altre circostanze non sempre questo è capitato, quindi dobbiamo dire che praticamente è stato certamente un giocatore che ha dato il suo contributo soprattutto in certe partite, ma che allo stesso tempo dobbiamo dire
è un giocatore che molte volte ci ha anche irritato per le sue assenze parziali molte volte in gara. Quest'oggi non c'è e vedremo quello che succede. Nel frattempo ti informo di quel che succede qui all'Unipol-Domus, perché stanno scorrendo i gol di Leonardo Pavoletti, un motivo nuovo questo aggiunto alla partita stessa, cioè il fatto che Pavoletti comunque oggi dia l'addio al Cagliari. Non ha detto se poi alla fine darà l'addio al calcio, però dà l'addio al Cagliari. Se io gli potessi dare un consiglio, lascia perdere Pavo, è meglio chiudere in bellezza, che poi lo dico anche a chi smette di giocare molto spesso, di evitare di fare le partitelle settimanali, perché rischi di cancellare tutto quello che hai saputo fare in precedenza. L'uomo prima del campione recita uno striscione. Grazie Pavo, e dobbiamo dire che siamo in Serie A e anche grazie al suo gol, ed eccolo Pavoletti che entra in campo con i suoi bambini, addirittura una si chiama come la nostra spiaggia, Giorgina, dobbiamo dire veramente che viene portata al centro del campo. Festa per Leonardo Pavoletti che saluta il popolo rossoblu, era arrivato da quasi commesso viaggiatore, non si era mai fermato 2 stagioni in fila in un solo posto. Qui a Cagliari c'è da 9 anni a testimoniare che Cagliari ti aggancia, sai quando arrivi, o meglio piangi quando arrivi e piangi quando devi partire. È sempre stato così, commosso all'inverosimile Pavoletti, che è uno dei tanti giocatori di Livorno capitati a Cagliari. C'è un rapporto particolare perché tanti altri giocatori della storia del Cagliari, addirittura il primo in assoluto straniero, o meglio che arrivava da fuori era appunto un giocatore livornese che con le lacrime agli occhi è visibilmente commosso, sta salutando il popolo rossoblu. E quindi grande Pavoletti, un altro tema che si aggiunge a questa partita, un obiettivo in più per il Cagliari, che vorrà onorare anche quello che è stato il suo capitano e uno dei suoi condottieri nell'ultimo decennio. Grande naturalmente l'impatto di Pavoletti, che resterà per sempre nella storia del Cagliari per i suoi gol, ma anche per i suoi momenti che poi si attaccano all'anima del tifoso e sono anche più difficili da scostare rispetto anche ai semplici numeri. Pavo è stato soprattutto uno che ha saputo farsi amare dal popolo rossoblu. Sì, assolutamente sì, ma con la sua generosità, con il suo modo di giocare, la sua voglia di lottare, il suo picchiare e prendere i colpi, perché poi è questo Pavoletti, è un giocatore che lotta, è il gladiatore in campo, un giocatore che le prendeva tutte quando passavano in cielo. Insomma è un giocatore particolare, un giocatore di quelli che ci esaltano, che ti esaltano, che ti porta sempre ad aspettarti l'ultimo guizzo, l'ultima giocata, così come adesso alzando le braccia, l'ultimo abbraccio, l'ultimo saluto, ma chiaramente l'ultimo saluto da calciatore, perché poi ho il sospetto che Pavoletti qui a Cagliari lasci radici, come hanno fatto in tantissimi, che rimarrà ancora nella storia del Cagliari per continuare a dare un contributo. Questo, vedete, è un motivo di grande identità che molte volte ci scordiamo, molte volte non ne parliamo, ma tutti quei calciatori che poi scelgono di stare a Cagliari sono giocatori che hanno fatto una scelta identitaria e bisognerebbe valorizzarli anche dopo la loro carriera, perché il significato del loro rimanere a Cagliari è un significato profondo, è un significato che ti dà una ragione in più, una motivazione in più quando tu vai in campo, e questa cosa andrebbe insegnata a ciascun giocatore che arriva a indossare questa maglia, che non si indossa la maglia del Cagliari semplicemente perché devi portare via anche legittimamente uno stipendio, si indossa perché poi c'è un legame profondo che nasce non tanto nella gente, io dico che prima ancora di nascere nella gente nasce nella terra, nasce in questa terra che ti lega, cioè in questa terra che ti è cordiale, in questo tempo, in questo clima che ti è cordiale e che ti permette di far crescere i tuoi figli in totale serenità, perché questo è un altro dei vantaggi della possibilità di vivere a Cagliari. Ecco, questo è un valore aggiunto che molti scoprono, che molti valorizzano, che molti non dimenticano e che molti si portano a casa. E quindi speriamo che possa essere questo il ricordo per sempre, ma siamo convinti che sia così per quanto riguarda Leonardo Pavoletti, che con tutta probabilità entrerà nel corso dell'incontro. Abbiamo citato naturalmente i grandi momenti di Pavoletti, uno di coloro che è stato suo comprimario, oggi preferito allo squalificato Zé Pedro, ovvero Zappa, che torna dal primo minuto, un altro giocatore che ha dato tanto per il Cagliari, e anche in questa stagione in cui magari ha avuto meno spazio rispetto al passato, dobbiamo dire che poi quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente con grande grinta e determinazione. Ma assolutamente sì,
Gabriele è un altro di quei giocatori che praticamente dovremmo poi valutare a fondo nel momento in cui dovesse lasciare il Cagliari, ma io spero più avanti possibile, perché stiamo parlando comunque di un giocatore ancora molto molto giovane, cioè Zappa del 99, non scherziamo, 99 significa che ha 27 anni, ha già lasciato una traccia nel Cagliari con i suoi cross, così come capita purtroppo a molti dei giocatori che nascono in grandi squadre da esterni. In Italia ormai l'esterno è molto meno di un difensore, cioè se noi paghiamo molte volte il fatto che non ci siano difensori esterni che sanno marcare è perché abbiamo dimenticato la marcatura uomo, che dovrebbe essere insegnata invece fin dal settore giovanile, ad esempio come fanno in Portogallo. Non possiamo certo dire che in Portogallo per la marcatura uomo trascurano poi la tecnica. Ecco, Zappa all'inizio ha faticato tanto nell'essere difensore in una squadra che nell'ambito dei valori di un campionato è costretta a difendere più che attaccare, ma quando poi si è trovata ad attaccare ha dimostrato anche di avere grandissimo valore, quel valore che lo legava alle grandi squadre, la ragione per la quale lo teneva l'Inter. Ma se nella primavera dell'Inter tu attacchi il 90% del tempo, nel Cagliari difendi almeno il 70%, quindi la sua difficoltà è stata questa, anche se poi colui che ci ha confezionato la caramella del gol di Pavoletti, di questa Serie A che stiamo vivendo, è proprio di Gabriele Zappa. Assolutamente così. Allora tra pochissimo gli altri temi riguardanti questo match tra Cagliari e Torino, e lasciamo spazio un attimo ai nostri sponsor e poi torniamo qui su Radio Super Sound. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta alla Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. Siamo pronti per immergerci tra pochi minuti all'interno del match del Cagliari, impegnato nel penultimo turno di questa regular season, se così la vogliamo definire, della Serie A contro il Torino nell'ultima gara casalinga della sua stagione. Sono pronti a sostenere i colori rossoblu anche i nostri tifosi. Ci ha scritto il nostro Alessio con Forza Castedo, ci ha mandato un vocale anche Luigi per incoraggiare la squadra rossoblu. Ci ha scritto Riccardo: Forza Cagliari, una vittoria, vogliamo una vittoria. C'è grande foga per quanto riguarda questa partita che tra poco vivremo insieme. Il Forza Cagliari
Cagliari anche di Manuel, ci manda un messaggio Mauro con un caro saluto a tutti voi amici, mettiamocela tutte, un grande forza Cagliari, naturalmente un saluto per Pavoletti. E quindi questi i temi rispetto alla partita che tra poco andremo a raccontarvi, che sarà decisiva per quanto riguarda questa stagione. Contro il Torino all'andata il Cagliari aveva messo in pratica una buona prestazione. Come vedi la squadra di Pisacane, vista anche l'ultima gara, quella con l'Udinese, nell'affrontare una formazione come quella invece dei Granata? Ma guarda, io sono assolutamente ottimista, perché poi al di là del risultato, che è stato chiaramente pesante per il Cagliari 2-0 con l'Udinese, se nel primo tempo noi avessimo concluso sul 3-0 a nostro favore si sarebbe esaltata la squadra. Il nodo è che chiaramente il gol conta, il gol è fondamentale nel calcio, il gol non è arrivato, ma non è che non è arrivato perché le occasioni non le hai create, non è che non è arrivato perché non hai avuto la possibilità di tirare in porta. Quindi se avessimo quest'oggi le stesse possibilità di tirare in porta, sono convintissimo che l'esito sarebbe diverso. E ci auguriamo che sia così, anche perché ne abbiamo sprecato davvero troppe nell'ultimo turno, nell'ultimo match con la squadra friulana, anche tanti salvataggi sulla linea, dobbiamo dirlo, della difesa ospite alla Domus. Oggi ci auguriamo che il Cagliari possa trovare con maggior facilità il gol. Siamo praticamente pronti all'inizio della gara, quindi Vito, ci risentiamo tra pochissimo per la cronaca in diretta. D'accordo, a tra poco. E quindi torneremo dal nostro Vittorio Sanna a breve. Tra poco andremo a analizzare anche quali sono le altre partite in contemporanea con il Cagliari, soprattutto con un occhio di riguardo rispetto alle gare di Serie A, ma come sempre ci carichiamo per la partita degli isolani con il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazza di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro fantastico inno, come sempre, ci introduce al match del Cagliari. Tra pochissimo si daranno battaglia la formazione guidata da Fabio Pisacane, quella di Roberto D'Aversa. Cagliari e Torino che si scontrano in questo 37esimo turno. Andiamo a ricapitolare velocemente le due formazioni delle rispettive squadre. Cagliari in campo con Caprile tra i pali, Zappa che prende il posto dello squalificato Zé Pedro, Mina, Dossena e Aubert formano la linea difensiva, centrocampo a 3 con Adopo, Gaetano e De Jong, e l'attacco affidato alle scorribande di Palestra, Esposito e Mendy. Risponde il Torino con un 3-4-1-2 che con tutta probabilità può anche trasformarsi in un modulo maggiormente difensivo a seconda della situazione. Paleari è il portiere, Marianucci, Coco e Bosse sono i tre centrali difensivi, esterni aggiranno Pedersen e Obrador con il Can e Prati centrali, Vlasic trequartista dietro il tandem offensivo che vede protagonisti Zapata e Simeone, ex della partita. Quindi un match importantissimo anche per quanto riguarda il resto della zona retrocessione, visto che in contemporanea con la partita del Cagliari, per questo si attenderà il momento adatto per fischiare l'avvio di questo incontro. In contemporanea si giocherà il match tra Sassuolo e Lecce e tra Udinese e Cremonese, che sono le ultime due squadre che ancora insidiano la formazione di Pisacane per il mantenimento della categoria. Vedremo quale sarà il risultato al termine dei 90 minuti. E intanto si sta giocando tutta la Liga spagnola, una liga che si sta decidendo in questi ultimi turni, 10 partite in contemporanea che stanno volgendo al termine. Una situazione incredibile in quella del campionato spagnolo, visto che tra la settima e la 20ª ci sono pochissimi punti e 13 squadre su 20 sono ancora in possibilità di retrocedere
quando mancano solamente 2 giornate al termine del campionato. Tra pochissimo vi daremo tutti gli aggiornamenti, soprattutto sul finale, su quindi come ci si preparerà all'ultimo turno del campionato spagnolo, così come vi informeremo se arriveranno dei gol sia dal playoff di Serie B, che vede protagoniste Catanzaro e Palermo, sul punteggio di 3-0 per il Catanzaro, quando ci troviamo nel recupero della prima frazione, quindi un Palermo davvero indietro nel cercare di ottenere il passaggio del turno. E in contemporanea, come abbiamo detto, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, queste le partite che seguiremo. Intanto andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questo incontro. Il Torino si trova al 12ª posizione in campionato con 44 punti conquistati, frutto di 13 incontri in cui hanno visto 12 vittorie a Granata, 8 pareggi e 16 sconfitte. La differenza reti dei piemontesi racconta 41 gol fatti e 59 subiti. Il miglior giocatore è Giovanni Simeone, grazie agli 11 gol messi a segno in questo campionato. I ragazzi d'Aversa hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite giocate, mentre in questa stagione 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte nelle gare giocate lontano da Torino. Tra il Cagliari si trova in 15ª posizione in classifica con 37 punti conquistati in 36 partite, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte. La differenza reti dei sardi racconta di 36 gol fatti e 51 subiti. Il miglior giocatore fino a questo momento è Sebastiano Esposito, grazie ai 6 gol e 4 assist messi a segno nelle ultime 5 gare sardi, che hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione gli isolani in casa sono riusciti a ottenere 6 vittorie, 4 pareggi e 8 insuccessi. Questo quindi il momento di forma delle due squadre, anche com'è la loro forma nei match in casa e in trasferta in questa stagione, mentre noi siamo pronti a vivere le emozioni dell'incontro e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Attacca il Cagliari con Obert che dà al centro il pallone, costretto però a indietreggiare ancora Gaetano. La palla per Mina, tutto il Torino dietro la linea della palla, avanza portando palla Gaetano, scarica a sinistra nella zona in cui parte da lontano Esposito, propone il cross a cercare Mendy, il tocco verso il centro, il pallone allontanato, non so se è un tocco volontario oppure la palla che gli è sfuggita. Sta di fatto che il pallone è stato rimandato avanti, recuperato ancora da Mina, con ritmo che è decisamente basso rispetto ad esempio alla partita con l'Udinese. Il pallone gestito da Dossena che ritorna all'indietro per Mina che ancora sposta a sinistra per Obert su lungolinea per cercare in questo caso Esposito, portato a ballare da Coco e da Marianucci, il calcio di punizione e quindi la palla ancora giocata verso sinistra. Da questi al centro per Dossena per Mina. Si riparte dalla linea centrale del campo, il tocco ancora laterale all'indirizzo di Zappa che controlla il pallone, troppa gente da quella parte, quindi Mina ritorna sui suoi passi, passa da Dossena per andare su Obert che vede ancora una volta Mendy in avanti, duello con l'avversario, tenta di voltarsi Mendy che riesce a scaricare il pallone per Obert, il cross all'interno, lungo per tutti, va a Palestra a cercarlo, lo tocca prima un difensore, lo manda in fallo laterale. La rimessa in gioco per il Cagliari quando siamo al 5° minuto del primo tempo. Cagliari subito alla ricerca del gol, il pallone che viene rimesso in gioco nel settore destro da Palestra che aspetta che qualcuno si muove in questo caso Mendy che gli va incontro, è proprio lui che riceve il controllo col tocco con l'esterno, poi il cross all'interno, un tiro cross facile da neutralizzare per Paleari che è andato a prendere palla, catturarla, prepararsi ora al rilancio lungo. Preferisce poi servire invece lateralmente il pallone corto all'indirizzo di un compagno e da qui partire con il centrocampo col pallone portato avanti in questo caso dal numero 9, si trattava dal numero 6 Ilkan che poi ha ceduto il pallone, che è ritornato all'indietro, fraseggio tra difensori, il centrale dei difensori ricordo in questo caso è Coco che dirige ancora l'azione, il diagonale intercettato per un attimo da Esposito che non lo trattiene, non riesce neanche a recuperarlo, la palla recuperata invece da Simeone che la gioca all'indietro ancora per Coco lateralmente per l'avanzare del Torino, il Vlasic al centro ma in questo caso per Mendy che appoggia all'indietro, il lancio a destra per lo scatto di Zappa, va a nuotare sulla destra, il tocco per Palestra in anticipo e la parata in anticipo su Esposito da parte di Paleari che ha letto con grande disinvoltura, dobbiamo dire in modo molto espressivo, la situazione ed è riuscito a non perdere la calma e andare a recuperare un pallone che vagava all'interno della sua area
in modo pericoloso. Passaggio a destra ora per il Torino che tenta il lancio avanti, attenzione, lo scatto tentato stavolta da Pedersen, pallone lasciato sfilare da Capriles direttamente sul fondo. 5 minuti 57 secondi, diciamo 6, punteggio di 0-0 lì nello studio. E quindi partita che ancora tarda a iniziare a dare spettacolo, senza grandi occasioni per né da una parte né dall'altra, entrambe le formazioni che cercano di offendersi ma senza trovare grande continuità nelle loro trame offensive. Ha provato a proporsi la connessione Zappa-Palestra che in passato ha dato anche parecchi frutti, ma purtroppo non è riuscito a rendersi pericoloso l'esterno del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, che gioca in zona offensiva addirittura in questo ultimo periodo, viste le qualità che ha dimostrato all'interno della squadra guidata da Pisacane. Andiamo a vedere un po' di numeri riguardanti la partita. Sono 97 i precedenti tra le due compagini, con i sardi che hanno ottenuto 28 vittorie, 32 pareggi e 37 sconfitte. In casa il bilancio migliora con 47 incontri che hanno visto 18 vittorie sarde, 19 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo successo isolano sui piemontesi risale al match esterno del girone d'andata, vinto per 2-1 grazie alle gol di Prati e Chilixoi che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Vlasic. L'ultima vittoria casalinga risale invece all'ultimo incontro giocato in Sardegna, con il 3-2 della pasta stagione ottenuto attraverso le reti di Viola, Palomino e l'autogol di Cocco per il Cagliari, utile a superare i gol di Sanabria e Linetti. Per quanto riguarda il Torino, con la vittoria l'autogol propiziato da una grande azione di Piccoli, e tra l'altro Viola che era riuscito a trovare il gol direttamente su calcio di punizione. Vediamo chi sarà invece l'arbitro adibito a dover dirigere le operazioni tra queste due formazioni. Un arbitro abbastanza giovane, Alberto Ruben Arena, dalla stazione di Torre del Greco, la 12ª direzione in assoluto nella massima serie. Delle precedenti ha maturato una media di 3,36 cartellini della partita, con 2 rigori assegnati, lo 0,18% per incontro arbitrato. La sua media in tutte le competizioni è invece di 4,38 ammonizioni per incontro e lo 0,24% di penalty fischiati. Quest'anno ha già arbitrato 10 match in Serie A, durante i quali è stato 34 gialli e ha segnato 2 rigori. Ha diretto il Cagliari in una partita in cui Sardi hanno ottenuto un pareggio. Si tratta della gara del girone d'andata contro l'Udinese, terminata per 1-1. Ha diretto invece il Torino nella gara d'andata contro il Pisa, terminata per 2-2. A supporto del fischietto gli assistenti Berciglia e Rigattieri, quarto ufficiale Perri, al VAR Ghessini con l'aiuto di Prontera. Invece con l'aiuto di Palestra stava per andare a segnare il Cagliari. Bella la trama che ha consentito all'esterno rossoblu di presentarsi in area di rigore, andare a tentare di servire con un pallone rasoterra l'inserimento di Mendy, ma ha fatto buona guardia un difensore mettendo in calcio d'angolo e quindi annullando la potenziale occasione per un Cagliari che comunque sta provando e sembra, a livello di atteggiamento, almeno quando va a tentare di costruire le sue trame, convinto di quello che sta andando a fare, sembra avere le idee chiare. Vedremo se ciò si tradurrà poi effettivamente in una vittoria che tanto i tifosi sognano per quanto riguarda questo 37esimo turno. Certo, tifosi che avrebbero voluto ottenere l'obiettivo magari un po' prima rispetto all'ultima giornata, la penultima giornata del torneo. Vedremo se sarà così al termine dei 90 minuti. Intanto c'è un aggiornamento proprio riguardante la Serie A, con il vantaggio della Cremonese a Udine, quindi Cremonese 1 Udinese 0, il vantaggio della squadra grigio-rossa che tenta di tenere aperte le sue chance di salvezza in questo momento, con il pareggio che sta maturando per ora tra Cagliari e Torino, e soprattutto tra Sassuolo e Lecce. Per la Cremonese si troverebbe a ottenere un risultato importantissimo che le consentirebbe di scavalcare il Lecce in questa ultima parte
di campionato. Il gol per quanto riguarda la Cremonese è arrivato grazie al gol di Jamie Vardy, che dopo 9 minuti ha quindi sbloccato l'incontro. È successo ciò e quindi gare immediatamente vive, quelle per lo scontro salvezza, e anche il Cagliari qualche giro di lancetta or sono andato alla conclusione. La spizzata di Mendy al centro che ha trovato il tocco di un difensore avversario che ha messo in calcio d'angolo. Peccato, perché era stato molto buono il tentativo da parte di Mendy di servire un compagno. Precedentemente c'era stato il tentativo invece di Esposito, che servito da Mendy aveva aspettato il momento giusto per andare alla conclusione, ma si è fatto murare dall'intervento di un avversario e quindi non ha potuto di fatto indirizzare verso la rete la sua conclusione. Quindi cambia il punteggio in quel di Udine. Intanto stanno arrivando i finali per quanto riguarda la Liga spagnola e vi diremo solamente un recap rapido con anche la situazione della classifica, perché diventa parecchio interessante. Come ho detto prima, 13 squadre che stanno giocando la permanenza nella massima serie spagnola. Vedremo chi avrà la meglio e chi riuscirà nell'impresa di mantenere la categoria. Intanto il successivo angolo sull'azione che abbiamo raccontato del Cagliari purtroppo non ha portato a nulla di significativo, con Esposito che ha sbagliato la misura del cross in un secondo momento, non riuscendo a mandare la palla in zona invitante, ma bensì spedendola direttamente in fallo di fondo. E sono finite tutte le partite della Liga. Recap rapido: Atletico Bilbao Celta Vigo 1-1, Atletico Madrid Girona 1-0, Elche Getafe 1-0, Levante Mallorca 2-0, Osasuna Espanyol 1-2, Oviedo Alaves 0-1, Sociedad Valencia 3-4, col Valencia che perdeva fino agli ultimi minuti della gara. E intanto anche Siviglia Real Madrid 0-1 e Vallecano contro Villarreal 2-0 per il Rayo Vallecano. E se dovesse finire così, in questo momento retrocesse il girone, il Mallorca e il Real Oviedo, che è già sicuro della retrocessione. E invece Elche, Osasuna, Levante che rimangono a 42 punti ancora, quindi a distanza ragionevole per il Girona per giocarsi tutto nell'ultima giornata. Riescono a salvarsi con certezza le squadre con più di 43 punti, ovvero Atletico Bilbao dalla 12esima in poi, Atletico Bilbao, Espanyol, Real Sociedad, Valencia, Vallecano e Getafe, che si giocheranno invece gli obiettivi riguardanti la qualificazione in Conference League. Davvero di tutto per quanto riguarda la Lega spagnola. Succede di tutto anche in Serie A, tra poco ve lo raccontiamo, prima spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rosso-blu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dagli studi della Corte del Sole. Stiamo seguendo la gara tra Cagliari e Torino, punteggio di 0-0 tra le due compagini. Nel tempo non collegato non è avvenuto niente di che per quanto riguarda la sfida della Domus, ma è cambiato un punteggio importante per la lotta a salvezza, visto che è passato in vantaggio il Lecce sul campo del Sassuolo dopo 14 giri di lancetta. Il gol di Khedira per l'1-0 dei salentini, che quindi cercano di attaccare la partita e di mantenere la distanza alla Cremonese. Dopo il gol del vantaggio dei grigiorossi si rifà sentire anche il suo diretto avversario, appunto il Lecce, che passa in vantaggio contro il Sassuolo, e sono 3 risultati che per ora stanno accontentando, diciamo così, tutti e 3 le squadre che stanno lottando per la retrocessione, che lascerebbero di fatto a 2 la sfida per l'ultima giornata, con il dubbio sulla permanenza. Il Cagliari però, come sappiamo, deve guadagnare almeno un punto in questa partita contro il Torino, che sta affrontando in quel dell'Unipol Domus. Vediamo i precedenti tra i due allenatori, con Pisacane che ha allenato contro il Torino nel match d'andata ottenendo una vittoria, da giocatore l'ha incontrato 6 volte ottenendo una vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre con la squadra primavera l'ha incontrato 5 volte ottenendo 3 vittorie e 2 sconfitte. Roberta D'Aversi invece ha sfidato il Cagliari in 11 occasioni, in cui ha ottenuto 2 successi, 3 pareggi e 6 partite in cui non ha ottenuto nessun punto. I due tecnici non si sono mai sfidati nel corso delle loro carriere, quindi un inedito tra questi due mister. Vedremo chi riuscirà a spuntarla. Naturalmente speriamo che il vincitore possa essere Pisacane. Intanto sono iniziati tutti i match in contemporanea per quanto riguarda la Ligue 1. Non andremo a presentarveli tutti, ma vi diremo solamente le squadre che cambieranno il proprio risultato. Per ora, dopo 6 lunghezze, un solo gol in tutto il campionato, ovvero quello del Marsiglia in casa contro il Rennes. Questo è quello che succede in Francia. Andiamo a farci raccontare invece le emozioni della Domus dalla cronaca di Vittorio Sanna. E siamo già al 18esimo, 0-0 il punteggio, il Cagliari che trama nella speranza di trovare qualche occasione da gol. Mendy tenuto per la maglia, finalmente l'arbitro fischia da una parte e si giustifica a Coco, ma c'è poca giustificazione in questo caso, visto che il difensore lo teneva per la maglia e in modo anche evidente. Quindi calcio di punizione per la squadra cagliaritana, con Gaetano sul pallone, tocca all'indietro per Dossena, preferisce non cercare immediatamente la profondità del Cagliari, ma preferisce giocare il pallone per tentare di entrare con palla in movimento nelle maglie difensive Granata. Pallone toccato corto verso destra, dove c'è Adopo che riesce a gestirlo, indietreggia però il Cagliari sul pressing del Torino, con Zappa che dà a Caprile, lancio lungo di Caprile a cercare Mendy, la palla che va verso il giocatore, il rimpallo che lo favorisce e può partire Mendy nel settore destro, il tocco largo per Palestra che punta l'avversario, tenta di entrare, ancora Palestra, il sinistro, la parata a terra di Paleari che riesce a intercettare, primo acuto di Palestra direttamente in porta, il suo sinistro col pallone in diagonale intercettato da Paleari senza particolari problemi. Tutto questo quando scorre il minuto numero 19, si è concluso, siamo già al 20esimo, col pallone che viene giocato da Paleari, tocco corto a vantaggio del suo difensore di destra, uno dei due braccetti che porta il pallone, lo porta con molta calma verso la linea del campo, lo tocca in diagonale anche a vantaggio di Prati lo allarga a sinistra, può avanzare in questo caso il giocatore prima di cedere nuovamente a Coco, era lui che portava avanti il pallone, servizio ancora a destra, c'è il tentativo dell'1-2 riuscito per il Torino che tenta di affondare, guadagna parecchi metri, attenzione a Vlasic, limite dell'area, tenta il tiro, rimpallo, la palla carambola nella zona di Pedersen nel duello con Obert, costretto a indietreggiare, chiude a dopo, la palla per De Iola che non trattiene, litiga con il pallone, il tocco ancora gestito, il pallone gestito ancora da Ilkan,
fatto scorrere verso sinistra, ancora l'appoggio, la palla per Prati che l'appoggia ancora, lo scambio ancora con Prati, poi il tocco per Ilican che poi lo tocca a sua volta nella zona di Coco, anzi di Obrador che allarga per Pedersen ancora per Ilican, costretto a ritornare all'indietro direttamente su Paleari. 21esimo minuto, sempre 0-0 col pallone che viene servito a sinistra, il tocco all'indietro di Vlasic, ancora la palla che viene recuperata, poi il pallone è ceduto centralmente a Prati che guarda Pedersen, lancia in sua direzione, ma Pedersen è ormai in fuorigioco. Vediamo sempre più giocatori e trame tattiche che somigliano a quelle di palestra. Pedersen abitualmente è un esterno di destra, sta giocando molto alto, cercando di sfruttare appunto le sue capacità. Anche Gaetano adesso ritarda il passaggio per palestra, il pallone a destra per Zappa che si prepara il cross, non lo effettua, rende ancora Gaetano che alza la testa, tenta l'1-2, la pallona per Adopo che cerca di infilare, sbaglia tutto, è fallo di fondo. Tentativi più semplici probabilmente avrebbero permesso di arrivare più volte dalle parti di Paleari, si cerca un po' troppo di orchestrare la trama, un po' troppo elaborata, e alla fine il pallone si perde in uno dei dettagli. 21-19, 0-0 lì nello studio. E quindi 0-0 ancora tra Cagliari e Torino, con la formazione rosso-blu forse che costruisce in maniera stravagante senza riuscire poi effettivamente a portare grandi pericoli dalle parti di Paleari. È arrivato il primo tiro in porta dell'incontro grazie a Palestra, bello il suo tentativo di mancino ma troppo semplice per il portiere Granata, che ha facilmente intercettato. La conclusione è cambiato, un altro punteggio per quanto riguarda questa sfida a salvezza, perché tra Sassuolo e Lecce 1-1 dopo 20 lunghezze, la rete di Laurienté per pareggiare i conti tra appunto la formazione neroverde e quella salentina. 1-1 tra queste due compagini. Vedremo se il Lecce avrà la forza di rifarsi nei prossimi minuti, riuscendo a riportarsi in vantaggio. È una partita delicatissima in tutti e tre gli stadi in cui sta giocando per questo 37esimo turno. Vedremo chi avrà maggior forza per mettersi nella condizione migliore in attesa degli ultimi 90 minuti di questo torneo, di questa Serie A, che decreteranno poi i verdetti definitivi. Altri due gol in quella della Ligue 1 francese, perché dopo 11 lunghezze ha raddoppiato il Marsiglia ed è passato in vantaggio anche il Monaco sul campo dello Strasburgo. Questi i gol tra le due compagini che appunto hanno modificato il loro punteggio in questi minuti scorsi. È rimasto a terra qualche minuto or sono per quanto riguarda l'Unipol Domus il Can su uno scontro con De Iola, che l'arbitro non ha ritenuto falloso. Entrambi sono andati in scivolata con il giocatore della formazione Granata, che ne ha avuto la peggio e di conseguenza ha richiesto l'intervento dello staff medico per andare a curarsi. Non dovrebbe essere niente di troppo grave, giusto una botta per quanto riguarda il centrocampista della formazione piemontese. Noi intanto vi ricordiamo che potete giocare con noi anche in questo 37esimo turno con la sfida, la nostra Wall Street English Football Challenge, la sfida di a suon di gol che vi permette ogni settimana di vincere una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è cliccare nel link che vi daremo nella diretta di Vittorio Sanna e compilare entro 3 minuti le 5 domande che vi verranno poste. Ogni risposta esatta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non ci saranno né malus né bonus. Come sempre ogni settimana in palio una prova gratuita, per poi chi vincerà la classifica stagionale otterrà un corso gratuito presso il nostro sponsor Wall Street English. Non finiscono i cambi in questa giornata di Serie A, perché dopo il pareggio di Laurienté è arrivato il nuovo vantaggio del Lecce, che quindi trova la nuova via del gol del 2-1. Ancora una volta Khedira, che dopo essersi sbloccato sembra non volersi fermare più, sembra voler dare un contributo importante alla possibilità
di salvezza per quanto riguarda i salentini. Che dire, su assist di Banda firma il nuovo vantaggio della formazione giallorossa, e quindi in questo momento Sassuolo 1, Lecce 2, Udinese 0, Cremonese 1 per quanto riguarda la lotta salvezza in questo 37esimo turno di campionato, davvero fino all'ultimo respiro per quanto riguarda questi 90 minuti che si vivranno, ma ci sono stati altri 90 minuti importantissimi per un altro dei risultati che si deve ancora definire in questo finale di stagione, ovvero la sfida riguardante l'Europa. Sono state 5 le gare in contemporanea giocate a mezzogiorno, con tutte le polemiche tra l'altro della settimana, vista la presenza contemporanea del derby di Roma e del finale degli ATP di tennis, quindi 5 partite in contemporanea a mezzogiorno. Partiamo il nostro racconto da quella forse meno interessante, quella che vede il Como battere 2-1 il Parma, 1-0 il Parma. È bastata una rete di Alberto Moreno per assicurare i 3 punti alla formazione comasca, che ha già trovato un grandissimo risultato con la sicura qualificazione in Europa per questa stagione. Sta tentando di ottenere il colpo grosso con quella che sarebbe una qualificazione in Champions League anche più incredibile rispetto a quella che è già l'ottimo obiettivo conquistato dalla formazione di Fabregas. Come abbiamo detto, gol di Moreno su Rodriguez con il Parma, che poi si è visto annullare il gol del pareggio di Pellegrino per un fuorigioco concernente l'azione che ha portato alla realizzazione. Con questa vittoria il Como sale in classifica al 5° posto, a 68 i punti guadagnati, a pari punti con la Juventus, e quindi si deciderà tutto nell'ultima giornata di campionato. Vedremo quali saranno le squadre che accederanno alla Champions League e quali invece si dovranno accontentare di un posto in Europa League o addirittura in Conference. Il Napoli intanto nella giornata di oggi anch'esso ha giocato alle 12 ed è la prima squadra che potrà vivere una ultima giornata tranquilla, visto che ha ottenuto successo sul campo del Pisa, che gli ha consentito di essere sicuro matematicamente della sua qualificazione alla prossima Champions League. È un Napoli che non ha avuto particolari difficoltà a imporsi contro la formazione toscana. Il gol del vantaggio al 21esimo firmato da McTominay, il raddoppio al minuto 27 con il gol di Ramani, e infine al 92esimo si è unita alla festa anche Oilund su assist di Mazzocchi per il 3-0 definitivo, che consente ai partenopei di salire in classifica a 73 punti, di staccare in modo deciso le squadre che si trovano in quinta e sesta posizione, quindi accedere alla prossima Champions League. Per il Pisa invece è sempre più ultimo posto, -3 rispetto a un Verona che comunque nelle ultime giornate sta onorando la maglia e la categoria, nonostante l'anno prossimo giocherà in Serie B. Pisa invece completamente nel baratro, e attenzione che con una delusione così tanto grande non possa compromettere il futuro della formazione toscana, visti che esattamente tutti gli investimenti per questa Serie A sono stati sbagliati per quanto riguarda la società, e il clima a Pisa non è sicuramente dei più calmi. Vedremo come andrà la prossima stagione. Questo quindi quello che accade per quanto riguarda la squadra del Pisa e il Napoli, ma intanto ha trovato un nuovo pareggio il Sassuolo in casa con il Lecce. Non si arrendono i neroverdi, un pareggio che però è sotto la revisione del VAR, quindi vi daremo conferma dell'effettivo 2-2 maturato tra pochi minuti. C'è un controllo del gol, aveva segnato Torsvert sull'assist di Berardi, ma sembrerebbe esserci una dubbia posizione per quanto riguarda uno dei giocatori coinvolti nell'azione, quindi ci sarà da attendere il responso del VAR, che infatti annulla il gol per posizione irregolare, e il Lecce resta davanti nel suo match contro il Sassuolo, quando ci troviamo al 30° minuto di questo 37° turno per quanto riguarda la Serie A. Come sapete si stanno giocando in contemporanea tutti e 3 i match che riguardano le squadre in lotta ancora per la salvezza, con un Cagliari che deve ottenere almeno
un pareggio in questo 37esimo turno, se vorrà essere tranquillo e non dover guardare ai risultati delle altre squadre, visto anche che i risultati fanno parecchio paura, visto che il Lecce vince 2-1 sul campo del Sassuolo, la Cremonese invece 1-0 su quello dell'Udinese, e paura ha fatto anche il Torino, la follia di Mina che lascia scorrere un pallone, un rimpallo di Vlasic sul quale si avventa Simeone, completamente sbagliata l'interpretazione da parte del giocatore colombiano che consente all'avversario di andare al tiro. Fortunatamente la conclusione di Simeone termina al lato, ma incomprensioni anche con Caprile, un Mina poco attento in questa circostanza che si è fatto davvero superare da un pallone in aria, consentendo all'avversario di andare al tiro da posizione ottima, fortunatamente con esito, che ha visto la palla uscire a lato. Io vi ricordo che tra pochissimo potrete iniziare a giocare con noi con la nostra Wall Street English Football Challenge. Vi daremo la conferma per quanto riguarda il link nella diretta di Vittorio San. Vi ricordo 3 minuti per mettervi alla prova e cercare di conquistare una prova gratuita presso Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul link e rispondere appunto in 180 secondi alle 5 domande che vi verranno poste. Ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non ci saranno né bonus né malus, e da questo momento potete giocare e mettervi alla prova con noi, quindi non esitate, cercate di ottenere l'ambito premio in palio, ma soprattutto di battere Vittorio Ossanna con le domande preparate da lui per voi. Oggi vedremo se riuscirete a scovare tutte le risposte nascoste date dal nostro Vittorio per quanto riguarda la challenge di questo weekend. Ha provato a farsi vedere il Cagliari in avanti, ma con un po' di imprecisione ha tentato di mettersi in mostra qualcuno dei componenti dell'attacco, ma senza grandi successi. Deve stare attenta anche e soprattutto la difesa, perché l'occasione di cui vi abbiamo parlato in precedenza, quello che ha visto un Mina disattento, non dà assolutamente alcuna rassicurazione al Cagliari, che deve cercare in tutti i modi di contenere la spinta della squadra oggi ospite all'Unipol Domus. Si parlano anche in maniera abbastanza aggressiva Caprile e Mina. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor, non andate via, perché come torniamo andiamo a vivere le emozioni dell'Unipol Domus. A tra poco. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Noi non esitiamo oltre, andiamo a vivere le emozioni della Domus con la cronaca di Vittorio Sanna. C'è Mina che c'è in vacanza e purtroppo sta giocando, anche adesso
un disimpegno un po' arcaico, lo chiamerei rococò, con il pallone giocato centralmente per Dossena, messo nella bagna. Dossena ha perso il pallone, il Torino ha rischiato di andare ancora una volta verso l'area di rigore, si è presentata quasi in vantaggio numerico rispetto a Caprile. Mendy che lotta, riesce a servire a destra per la corsa di Zappa che porta avanti il pallone, viene incontro Esposito, si ferma Zappa, viene servito Esposito su lungolinea, intervento in chiusura con la palla ribattuta e poi con Palestra che non riesce a controllare il recupero da parte del Torino. Tutto questo lo siamo al 36esimo minuto, con giocatore del Torino dolorante, è stata in Vlasic, l'ha rimessa con le mani, nel frattempo Granata all'indietro col pallone che viene giocato centralmente da Coco. 36esimo minuto, sempre 0-0, il controllo da parte di Coco, il passaggio in diagonale dopo che non riesce a intercettare, quindi il Torino che tenta di avanzare con Vlasic in possesso di palla, tocca all'indietro per Prati, da Prati all'indietro ancora per Coco che allarga sulla destra all'indirizzo di Obrador, anzi di Marianucci, pallone ancora verso sinistra, eccolo Obrador che viene avanti, palla al piede, il tocco, la palla che viene ribattuta, recuperata ancora dal Torino, Zappata, il tocco ancora all'indietro con Prati che orchestra, va ancora a cercare il giocatore Granata, attenzione Zappata al limite dell'area, cerca Vlasic, il cross deviato, la palla che viene tenuta, no, non viene tenuta, finisce in calcio d'angolo, angolo quindi per il Torino. Tutto questo al 37esimo minuto, con un Cagliari che si è un po' troppo rilassato nel frattempo a seguire alle un po' cappellate di Mina, un po' di paura probabilmente anche subentrata nella squadra cagliaritana, che ha iniziato a integgiare, a proteggere maggiormente Mina, che poi non solo non pensa a correggere i propri errori, no, ha anche da dire sui compagni, atteggiamento assolutamente incomprensibile. Pallone che dovrà essere crossato all'interno dell'area su calcio d'angolo da parte del Torino, che lo siamo al 37esimo minuto, tutto pronto per proporre lo spiovente all'interno dell'area, invece il tocco per Vlasic che rende Prati all'esterno all'indirizzo di Obrador che tenta il tiro e realizza un gran gol. Il Torino è in vantaggio al minuto numero 38 con un gol meraviglioso di Obrador, meraviglioso per loro, perché effettivamente il gol è bellissimo, ma per noi è una pugnalata incredibile. Gol da parte di Obrador bellissimo dal punto di vista calcistico, non si può assolutamente negare, ma è un gol che ci fa decisamente male. Un sinistro con l'esterno, una palla a girare che si è infilata nel 7 per il gol del vantaggio da parte del Torino. Tutto questo al 38esimo minuto. Eh sì, e quindi il gol del Torino a Cagliari e il vantaggio della squadra granata, un grandissimo gol di Obrador, e ora si sta realizzando l'incubo che i tifosi volevano evitare, perché il Cagliari è sotto con la formazione granata, il Lecce in vantaggio in quel di Sassuolo, così come la Cremonese a Udine. Solo il Cagliari che non sta rispettando le premesse dell'andata, anche e soprattutto riguardanti le motivazioni che vanno a essere determinanti. Le altre squadre che stanno lottando tutto stanno riuscendo a trovare il punteggio pieno, al contrario il Cagliari sta trovando l'unico punteggio che la condannerebbe ancora a essere in pericolo nella ultima giornata di questa Serie A. Il grandissimo gol di Obrador, ma davvero un Cagliari che deve fare di più se vuole riuscire a chiudere la questione in questo 37esimo turno e non andarsi a giocare tutto a Milano contro il Milan negli ultimi 90 minuti dell'anno. Ci auguriamo che non sia questo il caso, ma ci vuole anche uno scossone dalla panchina, a questo punto con un Milan così che non dà assolutamente certezze deve essere sostituito alla prima visaglia di una partita in cui non è abbastanza controllata, abbastanza concentrato e in cui non riesce, almeno per ora, a dare quelle certezze al reparto difensivo. Anche l'azione raccontata da Vittorio in precedenza, quella che ha visto il miracolo poi dentro l'area di Obert, era stata nata da un errore proprio di Mina nel passaggio con Dossena. Un Mina che dovrà rifarsi, ma un Cagliari che si è rifatto subito. 1-1 Cagliari, la rete splendida di Sebastiano Esposito che risponde a Obrador con un destro
uncinato sul secondo palo, grande conclusione da parte del numero 94 del Cagliari, che trova l'angolo giusto e pareggia immediatamente i conti, non si lascia sfuggire la partita, la formazione rossoblù, il passaggio di Gaetano per Esposito che si gira, spalle alla porta, palla sul destro, tiro al giro basso, trova l'angolino, l'1-1 del Cagliari, Paleari battuto che non avrebbe potuto fare assolutamente nulla, e grande gol di Sebastiano Esposito che continua a essere l'uomo più importante, più decisivo di questa formazione. 7 gol e 4 assist in campionato, ma questo potrebbe essere quello più pesante di tutti per Esposito, che quindi va in marcatura in questo 37esimo turno e fa respirare l'Unipol Domus dopo il gol subito per mano di Obrador. Ora Cagliari che ha rimesso in piedi il punteggio e non deve assolutamente per nessun motivo farselo risfuggire. Ci vuole una prova di grande maturità e ci auguriamo che possa essere questa nei prossimi minuti. Ci vuole anche un gol di vantaggio che darebbe maggior tranquillità, è proprio la parola adatta in questo match che vede protagonista la squadra di Pisacane. Andiamo a vedere quali sono gli ex tra le due formazioni, 2 presenti nel Cagliari, 2 nel Torino. Per quanto riguarda i sardi, Belotti e Dopo in precedenza hanno vestito la maglia granata. Per i piemontesi invece Simeone e Prati sono stati campioni anche del Cagliari. Gli infortunati per quanto riguarda i padroni di casa c'è Felici, Idrissi, Borrelli, Litteta, un Mina che era in dubbio, Mazzitelli e anche Pavoletti che ha salutato i tifosi con appunto l'acciacco del giocatore più esperto della squadra isolana. Zeppedro è squalificato, Gaetano dopo, Borrelli diffidati. Nel Torino indisponibili Anjorin, Ismaili e Abubakal, Gineitis è squalificato, Maripan, Lazaro e Abubakal ancora diffidati. Per quanto riguarda questo 37esimo turno c'è stato un problema fisico al centro del campo per un giocatore del Torino, sono visto male si trattava di Prati, ma poi nulla di troppo preoccupante con il centrocampista che è passato proprio nelle mani della squadra granata durante il mercato di gennaio, arrivando proprio dalle fila del Cagliari che in precedenza lo aveva acquistato e coccolato per qualche stagione. Cambiato un altro dei punteggi in Francia tra Lione e Lens, punteggio di 0-1, quello ci troviamo al 30esimo minuto, mentre per quanto riguarda la Liga 11esimo minuto dell'unica sfida che non si è giocata in contemporanea con le altre, ovvero quella che vede contrapposte Barcellona e Betis Siviglia, punteggio fermo sullo 0-0. Grandissimo gol di Esposito che poi è andato sotto la curva a richiamare il volume del tifo dei sostenitori rossoblù, voleva essere acclamato per il gran gol fatto e effettivamente è stata una bella realizzazione quella del numero 94 che, dobbiamo dire, nelle ultime settimane è migliorato soprattutto nell'atteggiamento, nella disponibilità, anche nell'altruismo verso i compagni. Questo ci fa ben sperare per il futuro, vista la qualità di cui è disposto il giocatore che in passato ha fatto la trafila con le giovanili dell'Inter. Vediamo un po' quello che è successo all'interno di questo 37esimo turno, andando a ripercorrere quella che è stata la giornata. Abbiamo introdotto già i 2 match su 5 che sono giocati alle 12, quello tra Como Parma 1-0 e Pisa e Napoli 0-3. Andiamo a vedere anche quello che è successo tra Genoa e Milan 1-2, il punteggio conclusivo, con il Milan che ha rischiato nel primo tempo non riuscendo a fornire una prestazione di livello che sembrava condannarlo con tutta probabilità nel secondo a un svantaggio nei confronti del Grifone. Milan invece che è riuscito a trovare la via del gol al 50esimo grazie al rigore trasformato da Nkunku, una squadra rossonera che poi ha raddoppiato il punteggio
vantaggio all'81esimo col gol di Atekame, ma un Genoa che si è rifatto sotto al minuto 86 grazie a Vasquez, che ha riaperto la partita che però è terminata sull'1-2. Per il Milan è un punteggio fondamentale, perché grazie a questa vittoria sale a 70 punti, pari punti con la Roma, e da un'ottima posizione per giocarsi le sue chance di Champions League nell'ultimo turno di questo campionato di Serie A. Genoa invece, che dopo questo insuccesso rimane a 41 lunghezze e in campionato, e si fa raggiungere da un'altra squadra di cui vi racconteremo le vicende successivamente. Noi intanto siamo pronti a vivere la parte finale di questo primo tempo, allora andiamo a farlo con la cronaca di Vittorio Sanna. Vediamo quando sarà il tempo di recupero, che sta per essere due minuti di recupero. Milan nel frattempo si è conquistato un calcio di punizione, potrà andare a battere, tocca all'indietro per Dossena verso destra per Zappa. Il controllo di Zappa che apre sulla destra per Palestra che ritorna all'indietro su Zappa. Nel frattempo Zappa un po' scavalca il pallone, ritorna su Caprile che lancia a lungo alzando a campanile verso destra, dove va il Torino a ribattere a favore del Cagliari, con Gaetano che stoppa, si libera di un avversario, porta il pallone, cerca Mendy, lo stoppa in Mendy che tenta di voltarsi, appoggia su Palestra, chiede il pallone, Palestra ancora la palla sul sinistro, effettua il cross basso, arriva Gaetano, tiro al volo, ribattuto, recupera ancora Adopo che può proporre nuovamente sulla destra per Zappa. Il controllo di Zappa, si muove Mendy, Zappa non crossa, il passaggio è per Esposito, non passa, subentra Palestra ancora dalla destra, ritorna su Adopo, da dopo ancora per Esposito che deve uscire da quella zona per uscire di passare da Mina, che speriamo non si tenga il pallone. Passaggio corto per Esposito che può ancora crossare per Mendy, il colpo di testa tentato da Mendy, non lo colpisce Mendy, involontariamente lo colpisce invece Obrador, e quindi ci sarà calcio d'angolo in favore della squadra cagliaritana. L'aveva toccato Mendy, a dire il vero, l'ha toccato, prolungato, forse questo che ha sorpreso Obrador. Calcio d'angolo per il Cagliari quando stiamo concludendo il tempo di recupero. È pronto Esposito, mancano 30 secondi alla fine del 47esimo, angolo che sta per battere Esposito, parte il suo cross, palla nel mucchio, la palla che non viene colpita da nessuno del Cagliari, la recupera Palestra, la gira a sinistra per Obert per Esposito che controlla e effettua subito il cross, a cercare ancora all'interno dell'area, attenzione, stoppa la parata di Paleari, Ieri Mina sul colpo di Zappa, il pallone Paleari lo ha ribattuto, si è impennato all'interno dell'area, è andato Mina, il più alto di tutti, a colpire di testa per il tapin vincente, quindi il Cagliari è in vantaggio dopo la parata di Paleari, il colpo di testa vincente di Ieri Mina. In chiusura di tempo il Cagliari si porta in vantaggio e allontana lo spettro del possibile recupero delle avversarie. 2-1 adesso il punteggio, è una situazione di maggiore tranquillità, ottima la sponda di Dossena, bello il crino cross da parte di Zappa, la mano di Paleari, ma poi il colpo di testa di Mina che vince il duello in altezza con Ilkan che lo contrastava. Quindi Cagliari 2, Torino 1 in chiusura di tempo, il ballo di Mina poi per festeggiare questo gol, e arbitro che adesso parlotta con i giocatori del Torino, non so che cosa abbiano da chiedere, non fa neanche riprendere il gioco, manda tutti gli spogliatoi. Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio per 2-1, il gol di Mina ha sbloccato la situazione proprio in chiusura. A te Andrea. E quindi arriva il gol del 2-1 per il Cagliari nell'ultima azione del primo tempo, il balletto di Ieri Mina che ridà anche valore alla sua partita dopo gli errori nel corso di questi primi 45 minuti. Come valuti questo primo tempo da parte del Cagliari? Il risultato è quello corretto, ma ci è voluto una grande paura per poi farlo arrivare e far venire fuori anche la cattiveria della squadra rossoblù. Guarda, i paragoni non si fanno, ma se io dovessi prendere
i contenuti del primo tempo col Torino e paragonarli ai contenuti del primo tempo con l'Udinese, oggi questo risultato sarebbe decisamente poco veritiero rispetto a quella partita, cioè nel senso che stiamo vincendo contro il Torino ma con contenuti decisamente più poveri rispetto a quelli che avevamo espresso contro l'Udinese. Abbiamo rischiato parecchio, secondo me abbiamo rischiato anche troppo in certe situazioni, non abbiamo preso il gol, lo abbiamo preso a un certo punto e è servito come lo sculaccione al bambino. Si dice che i bambini non si debbano toccare, molte volte lo sculaccione però fa male, bene, anche per poterti svegliare e riprendere a giocare. Una sculazione di quelli importanti per quanto riguarda il Cagliari, che quindi reagisce prima con il gol di Esposito e poi con la rete di Mina, e la rete del numero 94 davvero bella, soprattutto quella di Esposito. Vito, grande ruolo da leader in questa partita per il giocatore ex Inter. Esattamente così, cioè nel senso che ha risposto con un gran gol ad un gran gol, perché non era facile mirare quell'angolo, è passato veramente dove l'unico posto dove poteva passare, e questa è stata veramente una grande conclusione, ma ha cercato il pallone. Oggi veramente Esposito sta giocando davvero leader, perché cerca il pallone, lo porta avanti, tenta di crossare, è sempre presente nell'azione. Secondo me è uno dei migliori in questo tempo. Ma assolutamente, e poi soprattutto ha perso quella voglia costante, pressante, invadente di dover per forza fare dei tocchi di fino e fare delle azioni astruse con grande sfoggio della sua tecnica. È tornato, diciamo così, ai fondamentali e per assurdo fa molto meglio e sembra anche molto più elegante nelle sue interpretazioni di gioco. Ma assolutamente sì, il calcio è semplice, il calcio alla fine ti chiede delle cose semplici, ti chiede di essere efficace, ti chiede di essere pratico, di essere immediato, di essere veloce. Tutti questi aspetti, se li sai fare con la semplicità di cui lui, con la sua tecnica, è capace di farlo, può certamente dimostrare molto di più di quando tenta di fare delle giocate che sono più da fenomeno circense che da campo di calcio. È proprio così, è un altro che fa spettacolo soprattutto quando esulta, è Yerry Mina, un primo tempo a due volti come ha detto precedentemente, ora però è riuscito a trovare la via del gol, ma sul gol di Mina anche grande merito di Dossena per l'ottima sponda fatta per l'inserimento di Zappa. Vito, ha un po' funzionato tutto quanto con grande sinergia tra l'altro nell'azione del gol. Sì, assolutamente sì, è stata una bella azione, con la bella sponda anche di Dossena sul cross che ha liberato per Zappa, quindi tutto molto bene. L'ultima azione, diciamo che come ti dicevo prima, secondo me, anche se il pannolone era portato dal Cagliari per paura di quello che di potersela fare addosso quest'oggi, perché questo è il pericolo, lo sculaccione sul pannolone ha funzionato tanto da poter scuotere la squadra, che grazie a Esposito è stata scossa ulteriormente e si è nuovamente sciolta per riprendere a giocare e cercare il risultato pieno, che è quello che serve quest'oggi per dare una ragione maggiore a questo campionato. Se tu vinci, arrivi a 40, insomma credo che ci sia una traccia bella profonda rispetto ai tornei passati e quindi un piccolo passo in avanti rispetto ai precedenti. Non siamo mai stati, lo ricordo, in questo torneo in zona di retrocessione, o meglio negli ultimi 3 posti. E allora vedremo se il Cagliari riuscirà a ottenere i 3 punti. Continueremo a parlare di tutto quello che è accaduto nella prima frazione tra pochissimo, ma prima spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dagli studi della Corte del Sole qui su Radio Super Sound. Stiamo seguendo la partita tra Cagliari e Torino, punteggio di 2-1 dopo i primi 45 minuti. È stato un primo tempo vivo sicuramente, con entrambe le squadre che hanno cercato di attaccarsi, ma è accaduto tutto nella parte finale. Prima il vantaggio dei Granata grazie all'incredibile gol di Obrador, un sinistro all'incrocio che Caprile non ha potuto levare dall'angolo, e poi prima il pareggio di Sebastiano Esposito e sull'ultima azione del primo tempo la rete di Yerry Mina per il momentaneo 2-1 del Cagliari. Nelle altre partite la Cremonese sta vincendo con l'Udinese per 1-0 e vittorioso anche il Lecce sul campo del Sassuolo, punteggio di 2-1. Abbiamo parlato di un primo tempo in cui effettivamente il Cagliari ha raccolto più di quello che ha seminato, però alcune azioni particolarmente positive ci sono state. Ho visto un po' in difficoltà Mendy in questi primi 45 minuti, infatti non so se hai visto, ma Pisacane ha mandato a schedare Kilik-Soi poco prima della fine del primo tempo. Vitto? No, non sono d'accordo per una volta con te, Andrea, perché Mendy ha fatto il suo lavoro, andando a cercare il pallone, proteggendolo, facendo salire la squadra, quindi non è stato assolutamente male. Il nodo è che non è mai andato pulitissimo alla conclusione, ma anche per il lavoro che sta facendo non è stato granché aiutato in questo senso, però sta facendo un buon lavoro e sta permettendo anche all'Esposito di spaziare maggiormente, facendo la prima punta classica, il pivot, anche quel lavoro che fa molte volte Borrelli, e devo dire che in un paio di occasioni si è anche liberato bene, magari non è ancora tanto esperto nel scegliere il corridoio per il compagno, ma devo dire che non sta facendo assolutamente male. Sono assolutamente esperienze che lui deve fare, ma non è assolutamente in negativo. Credo che siano esperienze che non stiano dando un contributo negativo alla squadra. E vedremo allora se nel corso del secondo tempo migliorerà anche dal punto di vista forse dello show, dello spettacolo, del farsi vedere. L'ho visto male io in questi primi 45 minuti. È stato cercato parecchio palestra, ma il Torino è stato attento a contenerlo. Giusto 2 scorribande da parte dell'esterno destro. Anche lui deve trovare maggior spazio per riuscire a far male alla squadra avversaria, o gli è mancato qualcosa in questi primi 45 minuti? Ma diciamo che è un po' più contratto, però a me piace la coppia Palestra-Zappa, perché quando non c'è la possibilità della scorribanda di Palestra, che non sempre si produce poi in qualcosa di concreto, io devo dire che non disdico, io apprezzo il cross di Zappa, tra l'altro anche l'introduzione, a mio giudizio in quel fondamentale Zappa è fondamentale appunto, cioè nel senso che riesce a essere efficace, quindi come la coppia funziona, la preferisco insomma al solo Palestra nella questione di destra. E allora vedremo anche nel secondo tempo come riusciranno a essere determinati. Zappa lo è già stato, perché poi è il suo tiro deviato da Paleari che ha consentito a Mina di trovare il gol del 2-1. E ancora una volta Gabriele Zappa comunque sappiamo essere un giocatore, una risorsa per il Cagliari, vista la sua abnegazione e la qualità anche che ha con il suo piede destro nel mettere al centro dei palloni invitanti. Anche quest'anno 2-3 assist li ha messi a segno
segno. Zappa, uno ne sono sicurissimo, me lo ricordo, è stato il bellissimo gol di Foloruscio sul quale il centrocampista del Cagliari si è fatto male. A proposito di centrocampo, Vito, come hai visto il reparto mediano nel corso di questo primo tempo? Ti è piaciuta l'interpretazione della gara e anche poi l'effettiva prestazione? Devo dire che mi è piaciuto Gaetano, non mi sono piaciuti tantissimo De Iola e Adopo, anche in chiusura, in supporto alla difesa. Molto spesso hanno assunto una posizione in cui hanno concesso un po' troppo spazio all'inserimento dei giocatori del Torino, hanno perso il tempo della chiusura e non sono stati efficaci in interdizione come dovrebbero essere a protezione di Gaetano, che invece ha cercato più volte il passaggio. Non è stato sempre lucidissimo nell'ultimo passaggio Gaetano, ma si è mosso tantissimo. E quindi vedremo anche quale sarà il secondo tempo di questo reparto. Gaetano sempre presente all'interno delle partite del Cagliari, tra l'altro ha fatto anche l'assist per Esposito, anche se dobbiamo dire gol prettamente personale, quello dell'attaccante della squadra rossoblu. Com'è il clima allo stadio? Com'è stato anche per i tifosi la reazione dopo il gol subito da parte del Torino? Non hanno avuto il tempo di fischiare perché Esposito ha segnato immediatamente e quindi non hanno avuto il tempo di materializzare probabilmente nessun tipo di incubo. L'incubo è stato subito scacciato dal gol di Esposito e quindi dopo un grande entusiasmo al gol di Mina. Meno male, ci auguriamo che nella ripresa il Cagliari possa anche aumentare il suo divario rispetto al Torino. Negnata, pensi che D'Aversa cambierà qualcosa nel corso di questo intervallo o comunque hai visto un Torino messo bene in campo? No, non ho visto giocatori che si scaldano particolarmente, qualcuno si muove, credo che farà i soliti cambi anche per dare fiato alla squadra, probabilmente anche per dare spazio a qualche giovane, perché si è portato una tribù di ragazzini. Ho visto che in panchina c'è, oltre all'altro che c'è Sava del 2005, poi Persun del 2006, Niglie del 2005, Pellini del 2007 e Acqua del 2007, quindi se portano dietro un po' di ragazzini, magari considerare anche la possibilità del gioco a qualcuno di questi che magari viene dalla primavera. Devi dirmi tu se ti ricordi qualcuno che si chiama come Pellini e Acqua, ad esempio. Fellini già più possibile, ma non è uno dei protagonisti principali della squadra primavera torinese. Inie invece ha già fatto qualche partita, ha fatto anche dei gol importanti nel corso del campionato di Serie A. L'ultimo non ho riferimenti, ti dico la verità, non mi viene in mente niente sentendo il suo nome. Vedremo se D'Aversa concederà quindi qualche minuto anche a questi giovani interpreti. Il Cagliari c'è Maripan che entrerà in campo. Maripan. Allora c'è forse qualche problema per Cocco nel corso del primo tempo, forse è questo. Probabilmente per dare maggiore peso, perché Cocco ha sofferto particolarmente, come ti ho detto, lo ha sofferto particolarmente Mendy, perché Mendy più volte gli è andato via, poi magari non è decollata l'azione, però è stato molto bravo. Cocco ha faticato tanto con Mendy, vediamo, ma lui c'è, quindi non è lui ad uscire. Probabilmente è l'altro interprete della difesa che non è piaciuto, Marianucci, perché non lo vedo in campo. Ok, perfetto, allora le squadre stanno rientrando in campo. Vito, ci sentiamo tra pochissimo per la cronaca in diretta direttamente. D'accordo, a tra poco. E allora troveremo tra breve il nostro Vittorio Sanna per raccontarci quello che avviene all'Unipol Domus. Vi ricordiamo il punteggio di 2-1 per il Cagliari. Sono finiti intanto gli altri match di Serie A che stanno giocando in contemporanea. 1-2 tra Sassuolo e Lecce al termine dei primi 45 minuti, 0-1 della Cremonese sul campo dell'Udinese. Intervallo che è arrivato anche per praticamente tutte le squadre della Liga 1, 0-0 tra Brest e Angers, 1-0 l'Auxerre sul Lille, 3-0 esterno del Lens sul campo del Lione. Il Lorient invece ha avuto la chance per pareggiare in questo recupero della prima frazione al 51esimo, ma ha sbagliato un calcio di rigore, si trova ancora sotto 0-1 contro il Le Havre. 2-0 del Marsiglia. Interrotta la sfida tra Nantes e Tolosa, 0-0 tra Nizza e Metz, così come tra Paris FC e PSG nel derby
di Parigi, e infine tra Strasburgo e Monaco 1-3 il punteggio quando ci apprestiamo a essere all'intervallo riguardante la Ligue 1, che comunque si dà battaglia in questa domenica sera. Vedremo quali saranno le squadre che avranno la meglio per i vari obiettivi che ancora sono rimasti all'interno del campionato francese. Noi intanto vi diciamo le scelte dei due allenatori, con anche il cambio che c'è stato per quanto riguarda il Torino, che ha fatto entrare all'interno del rettangolo verde Maripan in questa ripresa. Maripan, che è un difensore centrale che con l'arrivo di D'Aversa e anche il miglioramento, dobbiamo dire, delle prestazioni da parte della formazione piemontese, ha perso sensitivamente il posto in squadra. Stavolta entra al posto di Marianucci. Allora andiamo a ricapitolare quali sono i 22 interpreti che affronteranno questo secondo tempo. Cagliari disposto con Caprile in porta, Zappa, Mina, Dossena e Oberto sono i difensori, dopo Gaetano e De Iola i centrocampisti. Il trio d'attacco è formato da Palestra, Esposito e Mendy. Risponde il Torino con un 3-4-1-2, Paleari il portiere, Maripan, Coco e Bosse sono i tre difensori, Pedersen, Ilkan, Prati e Obrador a centrocampo, Vlasic dietro Zapata e Simeone. Punteggio di 1-2. La rete che ha aperto le marcature è stata quella di Obrador, un sinistro a giro davvero pericoloso. Il pareggio, pochi giri di lancetta più tardi, grazie a Sebastiano Esposito, e la rete del 2-1 siglata da Mina nell'ultima azione per quanto riguarda il primo tempo. Sono riniziate tutte e tre le partite che riguardano la lotta salvezza per quanto riguarda la Serie A. Vedremo quali saranno i verdetti al termine dei 90 minuti. Cagliari subito propositivo in questa avvio di ripresa, che grazie al lancio di Caprile e al lavoro di Mendy, come è evidenziato in maniera corretta dal nostro Vittorio Sanna durante l'intervallo, è riuscita a conquistarsi un calcio d'angolo. E ancora una volta Mendy, che è stato molto bravo a tornare indietro per andare a impattare il pallone. Vi do conferma che sia stato Mendy e non Mina. Si trattava proprio di Mendy. Molto bello il cross di Esposito. Mendy in arretramento ha cercato di inquadrare il secondo palo, è uscita davvero di poco la palla con Paleari, che sarebbe stato battuto, e quindi numero 31 vicino al gol del 3-1, e sarebbe stata un ulteriore combo per quanto riguarda il giovane attaccante del Cagliari, che nel corso della stagione aveva iniziato il suo campionato all'interno della primavera, ma l'ha concluso con tante presenze della prima squadra e addirittura il posto da titolare fisso nelle ultime uscite di questo Cagliari, andando a essere preferito anche a giocatori del calibro di Borrelli e di un acciaccato Belotti, anche se dalle dichiarazioni di Pisacane sembrerebbe essere recuperato totalmente. Vedremo se sarà parte della partita Belotti contro, tra l'altro, la sua ex squadra, di cui è stato capitano per tanti anni e che di fatto ha lanciato e ha prolungato la sua carriera nel momento di maggior splendore, ovvero il Torino. Vedremo se il Gallo rincontrerà i Granata in questo 37esimo turno di Serie A, dopo l'addio qualche anno or sono che ha consentito Andrea Belotti di girare sia all'estero sia in alcune delle compagini in Italia, che volevano assicurarsi una punta con grande curriculum, che però purtroppo non è riuscita mai a ritornare al massimo splendore che ci ha fatto vedere all'interno del nostro campionato. Noi siamo pronti a vivere le emozioni della Domus e andiamo a viverle appunto con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. È il Torino che tenta di costruire, ora però costruito Maripan ad allargare sulla sinistra nella zona in cui c'è Bossé che mette giù il pallone, poi l'autore del gol che indietreggia sul primo portiere Paleari. Si trattava chiaramente di Obrador. Il pallone è toccato corto per Maripan, che ha preso una posizione da difensore centrale con Coco spostato a destra e con il 77 Bossé che è l'altro difensore. E Bossé che riceve ora il pallone, può avanzare spingendo la palla e la cede in questo caso proprio a Obrador che poi indietreggia. Gran bel giocatore questo Obrador, 2004, anche abbastanza giovane. Pallone che viene toccato ancora sulla destra per Pedersen nella zona in cui c'è Ilkan toccato
da Esposito, c'è il fallo e il calcio di punizione con lo sgambetto di Esposito che si è scusato immediatamente, il tocco di Esposito a sgambettare il Kahneman, niente di particolarmente cattivo, con Esposito che ha detto ho fatto fallo, punto. Ecco che ancora il Torino tenta di costruire ancora Obrador, all'indietro il passaggio per Bossé e Bossé verso il centro per Maripan che avanza, tocca ancora in diagonale per il controllo di Simeone per Pedersen, molto arretrato, il tocco per Prati che cerca ancora Simeone che parte da lontano, ancora il pallone per Prati, glielo toglie per un attimo Esposito, va alla caccia della palla Mendy, non riesce a toccare, c'è un giocatore a terra del Torino, quando attacca il Torino non interrompe l'azione all'arbitro, va giù Mina, per l'arbitro tutto regolare, attenzione, il pallone è postato ancora sulla sinistra, il cross all'interno, passa dritto alle spalle di Dossena, ancora Ilkan che tenta di trovare l'affondo, nuovo cross, altra pallone che passa dentro l'area e poi lo spazza via Palestra mandando il fallo laterale. Arbitro che praticamente non sembra orientato a fischiare per il Cagliari, ha molto spesso interpretato negativamente i contrasti subiti dai rossoblù senza mai intervenire per il calcio di punizione, in particolare non gli piace Mina e non gli piace Mendy. Attenzione a Obrador che tiene ancora il possesso della palla, va dopo e ancora a volta l'arbitro fischia contro il Cagliari con Esposito che lo manda a quel paese e l'arbitro di Torre del Greco che va a muso duro su Esposito, ma ha ragione Esposito, sta arbitrando veramente come peggio non si può fare il signor Ruben Arena di Torre del Greco, grande protagonismo da parte sua, ma poco conoscenza del calcio a mio giudizio, perché sembra essere piuttosto, ripeto, l'abbiamo visto più volte, un volontario del 118, perché ogni volta che c'è un giocatore a terra del Torino interrompe il gioco, ma lo fa quasi a senso unico, non hanno molte volte dei contrasti con lo stesso metro che vedono il Cagliari danneggiato, come ha fatto adesso, stanno in una posizione a mio giudizio del tutto inesistente. È pronto per la battuta Obrador, parte il suo cross all'interno dell'area, palla direttamente sul fondo, stavolta non riesce la giocata, palla che si perde, rimessa per il Cagliari lì nello studio. E quindi ancora 2-1 il punteggio in quel di Cagliari. Nella gara tra Cagliari e Torino non sono cambiati altri risultati negli altri campi che si stanno dando battaglia in contemporanea con la sfida dei rossoblù. Sta per terminare il playoff di Serie B che vede contrapposte Catanzaro e Palermo. Ci troviamo al minuto 96, 3-0 in interno del Catanzaro che quindi domina questo match valido per i playoff. Si dovrebbe trattare, se non ho visto male, della gara d'andata, esatto, sarà infatti il ritorno a Palermo tra 3 giorni con i rosanero che dovranno cercare di rimediare a un 3-0 davvero pesante che sta maturando in quel di Catanzaro. Vedremo quale delle due squadre riuscirà ad avere la meglio e quindi a giocarsi le proprie chance di arrivare alla fase finale dei playoff. Ricordiamoci, troviamo nella prima partita dei quarti e si è giocata invece la gara del Monza nella scorsa giornata, nella giornata di ieri, 2-2 il punteggio al termine dei 90 minuti. Continuiamo con il ripercorrere quello che è successo all'interno di questo 37esimo turno del campionato di Serie A, perché abbiamo parlato di una squadra che è andata a raggiungere il Genoa e si tratta della Fiorentina che ha ottenuto un grandissimo risultato sul campo della Juventus. Ne parliamo tra pochissimo, ma prima spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto
Massidda, Albo Cagliari 716. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Qualche minuto or sono è rimasto a terra Mendy nello scontro con un avversario. Colpo di testa duro per quanto riguarda il numero 31. Forse ha colpito la testa di Coco, è andata a colpire proprio Mendy e per questo è rimasto giù l'attaccante del Cagliari. Sul prosegue l'azione bella, l'azione promulgata da Gaetano, che ha consentito a Zappa di andare al cross. Purtroppo però errore da parte di Gabriele Zappa, che di fatto ha consegnato nelle mani di Paleari la sfera senza che potesse creare alcun problema alla retroguardia della squadra granata. Ci auguriamo che Zappa possa essere più preciso nei prossimi minuti, anche perché si stava muovendo benissimo Sebastiano Esposito sul secondo palo e sarebbe potuta essere un servizio facile per la conclusione dell'attaccante rossoblu. Continuiamo con il racconto di quello che è stato il 37esimo turno, naturalmente andare a ripercorrere quelli che sono stati gli altri match di questo di questa weekend, di questa domenica di Serie A tra Juventus e Fiorentina. Come abbiamo detto, è arrivato un risultato a sorpresa per quanto riguarda i bianconeri, con la vittoria esterna della Viola, che si toglie uno sfizio andando a superare i rivali di sempre per ben 2-0, e quindi Fiorentina corsara in quel di Torino, 3 punti in saccoccia per quanto riguarda i Viola, che hanno trovato la via del vantaggio al 34esimo nel corso del primo tempo grazie a Ndur. L'espulsione in panchina di Ranieri nel corso della ripresa e il gol incredibile di Mandragora al minuto 33 hanno consentito alla formazione toscana di ottenere i 3 punti contro la Juventus, e hanno inguagliato di parecchio la situazione dei bianconeri, che a causa di questa sconfitta scivolano all'ultimo posto delle concorrenti alla Champions, che si trovava in terza posizione la vecchia signora, e in questo momento invece è in sesta con 68 punti a pari del Como, ma Roma e Milan distano ben 2 punti che dovranno essere colmati nell'ultimo turno, andando a coadiuvarsi a una possibile tentativo brutto risultato, diciamo così, da parte delle altre concorrenti all'ottenimento della Champions League. Ha provato a calciare Palestra qualche minuto fa dopo il passaggio di Adopo. Se posso commentare, è davvero velleitario il tentativo. Ha tentato di tirare a caso, mezzo girato, senza avere neanche coordinazione, ha sprecato una buona palla e una buona chance. Forse avrebbe dovuto utilizzare un'opzione migliore Palestra, perché qua il tiro o lo fai con una convinzione che deve essere differente, oppure non ha neanche senso provarla, vista la distanza che ti separa dalla porta, anche se sembra un tema ricorrente, perché adesso sulla falsariga proprio del tentativo di Palestra, qualche giro di lancetta più tardi, è stato De Jong a provarci dopo il servizio di Esposito. Controllo col sinistro con la palla che si è impennata, destro al volo De Jong ha tentato il tiro potente verso la porta difesa da Paleari, senza però riuscire a inquadrare lo specchio, e per questo palla che è terminata lontano dalla porta
del Torino, per un Cagliari che comunque in questa ripresa sta cercando di attaccare con maggiore con grande convinzione. Vedremo se riuscirà nel continuo del mantenimento della partita, visto che per ora si sta dimostrando squadra matura. Vediamo se è arrivato qualche cambio nelle altre partite che si giocano per la salvezza in questo 37esimo turno. La sfida è tra Udinese e Cremonese, come abbiamo detto per ora è indirizzata dal vantaggio al 9° minuto da parte di Jamie Vardy, 1-0 il punteggio quando ci troviamo nella ripresa. Sono arrivati 2 ammonizioni per quanto riguarda la Cremonese, una per Bonazzoli e l'altra per Barbieri, con l'Udinese che invece ha fatto a meno di Cabasele nel corso dell'intervallo per far spazio a Bertola. Questo è quello che sta succedendo in quel del Friuli, con la Cremonese, come abbiamo detto, che se dovesse finire così la partita otterrebbe 3 punti importantissimi per il proseguo del suo tentativo di salvezza, e sta anche vincendo con merito. 7 tiri e 4 in porta per quanto riguarda i grigiorossi, 3 tiri 1 in porta per l'Udinese, che quindi è in sofferenza rispetto alla formazione allenata da Marco Giampaolo. Tra Sassuolo e Lecce invece nel secondo tempo è arrivato solamente un cartellino giallo, quello per Ramadani. Non c'è stato nessun cambio per quanto riguarda entrambe le compagini, con il Lecce, come detto, sta vincendo, ma in questo caso situazione diversa rispetto a quella tra Udinese e Cremonese, perché il Sassuolo ha il 75% di possesso palla, davvero ampio il dato, 10 tiri totali, 3 in porta, 8 tiri per il Lecce, 5 in porta, grande precisione per i salentini che stanno giocando davvero la vita in questi 90 minuti, e vedremo se riusciranno a ottenere 3 punti che sarebbero fondamentali per mantenerli in corsa, anzi per mantenerli sopra la Cremonese prima degli ultimi 90 minuti decisivi, che appunto andranno a dare i verdetti per quanto riguarda questa stagione 2025-2026. È cambiato uno dei punteggi in quel della Ligue 1, quello nel derby di Parigi tra Paris FC e PSG, punteggio di 1-0 per il PSG, finalista di Champions League, che quindi in questo momento si trova in condizione di vantaggio. Intanto è stata abbandonata Nantes-Tolosa. Siamo andati a cercare perché il Nantes è retrocesso, c'è stata grande contestazione da parte dei tifosi che sono entrati in campo intorno al 20°, suscitando la fuga da parte di tutti i giocatori, con l'allenatore del Nantes che è rimasto ad affrontare i facinorosi anche con grande coraggio e con grande rabbia, ma senza riuscire a annullare un po' la tensione e consentire quindi alla partita di riprendere, parità che quindi è stata interrotta da parte dell'arbitro, con anche ragione vista la situazione di pericolo in cui si versava all'interno del rettangolo verde. Questo quindi quello che accade in Francia, tra l'altro per un club storico come il Nantes, un club che è stato anche nel passato di Claudio Ranieri, che quindi si ritrova adesso a dover ripartire dalla Ligue 2. Non sarà un clima per niente disteso in quel di Nantes, ma comunque da condannare sempre questi gesti, che infatti porteranno certamente al tavolino, ma in ogni caso annullano un po' quello che deve essere il calcio e dove deve rimanere, senza che poi si sfoci in atteggiamenti troppo aggressivi nei confronti dei giocatori e in generale per uno sport che è bellissimo e ci intrattiene, ma che deve rimanere appunto uno sport e nulla di più. È arrivato un cambio nel Torino, è entrato Adams al posto di Zapata, se non ho visto male non cambia niente per D'Aversa, forze fresche per affrontare il Cagliari in questi ultimi 30 minuti che mancano al termine di questa partita. Noi andiamo a farci raccontare le emozioni della Domus direttamente dal nostro Vittorio Sanna. È entrato anche un altro giocatore insieme a quello che tu hai detto, è entrato Casadei al posto di Prati, mentre il Cagliari non ha fatto cambi. Ancora un fallo subito a Mendy, non fischiato un solo fallo a Mendy. Razzismo cosa esiste a questa parte? Ancora non sto scherzando chiaramente, ma dovrebbe a pensare male. Mendy continua ad allargare le braccia e a chiedere il conto.
del perché a lui i falli non gli fischiano a favore. Ancora un pallone avanti, va Mendy, il colpo di testa invece in ribattuta da parte di Ebossé, la palla ancora in fallo laterale, ha rimesso in gioco in favore del Cagliari con Zappa pronto alla battuta. Altro duello tra Obrador in questo caso e Mendy che protegge il pallone, Obrador che lo trattiene, Mendy che tenta di passare, gli riesce, va via verso l'area ancora, tenta di entrare con Obrador che manda il calcio d'angolo, spunto irresistibile da parte di Mendy che se cresce, se mette un po' di muscoli, soprattutto nella parte alta del suo corpo a livello di braccia e fisico, potrebbe diventare veramente un giocatore molto molto interessante. Obert che può andare nel calcio d'angolo, 65esimo minuto della partita, vediamo se si sfrutta questa battuta d'angolo. C'è appunto Obert che calcerà con il sinistro, pronto, parte il suo cross verso l'interno, il colpo di testa liberale, tenta o accenna al tiro Gaetano, lo anticipa Adams, la palla recuperata da Palestra, la cede dietro ancora a Gaetano che può ritornare su Caprile mentre escono dall'area di rigore i diversi giocatori. Rischioso il passaggio di Caprile, la palla per Gaetano a destra per Obert, posizione insolita, il passaggio per Esposito, Adopo, si muove ancora Esposito, buona la trama di Adopo, ancora per Mendy che fa molto bene il suo lavoro, cerca di servire per l'impulsione di Zappa, pallone ribattuto, ancora il tocco di Obert a vantaggio di Esposito, Obert che si ricorda che deve tornare a sinistra mentre Gaetano riceve, si rimette in ordine il Cagliari con ancora Mina per Gaetano, gran lavoro quello di Gaetano che fa proprio il regista della squadra in tutte le zone del campo. Eccola ancora Mina che cede ad Esposito per Zappa che tenta di superare l'avversario, c'è il raddoppio, la palla recuperata da Ilkan, ma c'è la chiusura anche da parte di Obert con l'intervento di Teiola che manda in fallo laterale, rimessa in gioco per il Torino, con la rimessa è situata ancora per Ilkan che tiene il possesso di palla, si volta e va a servire immediatamente Adams, da questi all'indietro per il controllo di Vlasic ancora che scambia, ancora Vlasic in possesso di palla, chiama palla Simeone, lo serve, attenzione ad Adams che tenta di entrare, il tocco del pallone, anzi è stato Adams a toccare per Simeone, l'arbitro anche stavolta secondo me il tocco c'era e poteva essere calcio di punizione, non si fischia mai, non si capisce, probabilmente in dotazione un certo numero di fischi e li gestisce per evitare di andare oltre, quindi c'è da dire che il giocatore sta in qualche modo riuscendo a controllare, in questo caso l'arbitro sta controllando la sua autonomia. Siamo sul punteggio di 2-1 del 77esimo minuto, è in linea che va allo studio. E l'arbitro forse ha i puff come le sigarette elettroniche usa e getta, quindi deve stare attento a non utilizzare troppo il fischietto. La prendiamo sul ridere, ma è effettivamente una direzione arbitrale che non sta convincendo anche il pubblico della Domus. Intanto è arrivato un aggiornamento riguardante un altro dei match che stanno giocando in contemporanea con il Cagliari, quello tra Udinese e Cremonese, perché è arrivato l'espulsione per Camarà che è stato espulso per eccesso di foga, anche se poi è stata annullata la decisione dell'arbitro che è stato richiamato al VAR. Forse in un primo momento aveva valutato in modo troppo violento l'entrata di Camarà, infatti poi è passato a dargli solamente un cartellino giallo, quindi nessun espulso in quel di Udine. Vedremo se la squadra friulana riuscirà a riprendere il risultato. Tra l'altro, se la Cremonese non dovesse vincere il Lecce sarebbe automaticamente salvo. No, se la Cremonese perdesse, il Lecce vincesse, Lecce automaticamente salvo a 35 punti e più 4 alla Cremonese. Ma per ora stiamo assistendo a una squadra grigio-rossa che sta vincendo il suo match, così come quella salentina. Continuiamo a raccontarvi quello che è stato il 37esimo turno del campionato di Serie A, con la sfida l'ultima di cui non abbiamo parlato, giocata alle 12 in contemporanea per la corsa
Europa, ed è una partita anche importante per altri motivi, ovvero la stracittadina della capitale tra Roma e Lazio. Il punteggio finale ha visto il successo dei giallorossi 2-0 e il punteggio conclusivo con un marcatore inusuale arrivato addirittura alla doppietta, ovvero Gianluca Mancini, che non dimenticherà mai questo derby al 40esimo, la prima rete del difensore centrale giallorosso, il raddoppio al minuto 66 per una partita che non è stata assolutamente tranquilla, anzi al 70esimo un rosso a testa per la Roma, Wesley espulso, per la Lazio invece Rovella, che è andato addirittura a cercare di dare qualche pugno al diretto avversario. Stavano confrontando in un'azione più appartenente alla lotta rispetto che al gioco del calcio. Effettivamente sono stati puniti entrambi con l'espulsione, con l'Olimpico che poi è andato a salutare Stefan El Shaarawy, che ha giocato l'ultima partita con la Roma in la sua carriera calcistica. Roma che quindi supera i biancocelesti per 2-0, grazie a questo successo sale al quarto posto in campionato, rilanciando in maniera totale le sue chance per la qualificazione in Champions League. Una Roma reduce da 4 vittorie e un pareggio, 4 vittorie di fila in altrettanti turni. Davvero una squadra giallorossa che sembra aver trovato la quadra in questo finale, nonostante tutte le turbolenze che c'erano state nelle passate settimane, con tutte le polemiche nate per le dichiarazioni di Ranieri, con poi l'allontanamento di Claudio Ranieri dalla società. È una Roma che però sta cercando comunque di mettere un segno positivo rispetto al campionato, centrando una qualificazione in Champions League, che è davvero un ottimo risultato raggiunto per le premesse che c'erano a inizio della stagione. In Ligue 1 cambia invece un altro punteggio, quello che vede contrapposte Brest e Angers, perché è arrivato il pareggio dell'Angers sul campo del Brest, 1-1 il risultato, con le due formazioni che stanno dando battaglia per quanto riguarda il mantenimento della categoria, che per ora vede retrocesse in questo ultimo turno il Nizza, che andrà a giocarsi il playoff promozione con la squadra che arriva dalla Ligue 2, perché per ora sta pareggiando 0-0. Salve invece Auxerre e Le Havre. Angers e Brest si trovano al 12° e 13° posto, non stanno giocando niente di concreto, ma per ora si stanno dividendo la posta in questo 1-1 che sta maturando in quel della Ligue 1. Intanto arrivano due sostituzioni per quanto riguarda il Cagliari, fuori due centrocampisti, ho visto bene, uno è De Iola e dentro sarà il turno di Foloruscio, mentre l'altro cambio vedrà Zappa protagonista, ma forse ci sono state delle modifiche per quanto riguarda il Cagliari, si è chiesto di attendere per Pisacane, che ha dovuto intervenire rispetto a quelle che erano le direttive iniziali, e ha chiesto forse il cambio ad Oppo, che ha avuto dei problemi. Fuori ad Oppo e dentro Sulemana, e con tutte probabilità fuori Zappa e dentro Foloruscio in questa parte conclusiva di incontro. Anzi no, De Iola è cambiato al posto di Zappa, è stato scelto ad Oppo, e De Iola invece è stato confermato come uscente in questo match del Cagliari. Quindi fuori De Iola ad Oppo, 2/3 del centrocampo, aveva ragione inizialmente, dentro Foloruscio e Sulemana. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Certo, Foloruscio rispetto a De Iola è un giocatore decisamente più offensivo, che ha nelle sue qualità anche la capacità di imbastire le azioni offensive in maniera fulminea. Vedremo se sarà oggi il caso. Intanto vi ricordo che avete ancora qualche minuto per giocare alla nostra Wall Street English Football Challenge, quindi affrettatevi. Ogni risposta esatta un gol fatto, ogni errore un gol subito. Ogni settimana in palio per la migliore differenza reti una prova gratuita presso il vostro sponsor Wall Street English. Quindi mettetevi alla prova e rispondete in 3 minuti alle domande che sono state selezionate dal nostro Vittorio Sanna. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi la gara tra Cagliari e Torino. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. C'è stato bisogno di un super Caprile per opporsi al tiro di Adams, il cross al centro, l'errore di valutazione di Zappa che è nato col ginocchio, di fatto servendo Adams a botta sicura con il destro ha cercato il primo palo, attento il portiere del Cagliari che con il ginocchio ha allontanato il pericolo. Davvero un brivido per quanto riguarda i rossoblù che stanno svolgendo una gara abbastanza tranquilla in questo match contro il Torino. Devono cercare di non esporsi a questa tipologia di rischi nei minuti che mancano al termine della gara. Tra pochissimo andremo a vivere le emozioni della Domus con il penultimo collegamento del nostro Vittorio Sanna, ma intanto continuiamo a parlare di questo 37esimo turno che si ha visto poi il match delle 15 dopo le varie gare per l'Europa, con protagonista l'Inter che è andato a far la passerella davanti ai propri tifosi contro il Verona, un Inter che però non è riuscita a trovare i 3 punti. 1-1 il punteggio al termine dei 90 minuti, con la partita che è stata sbloccata nel corso della ripresa da parte dell'Inter. L'autogol di Edmundson in apertura di secondo tempo al minuto 47, in chiusura invece al minuto 91 è arrivata la rete del pareggio del Verona 1-1, quindi il punteggio al termine dei 90 minuti. Un Inter che sale a 86 punti in classifica, abbastanza distante da tutte le altre concorrenti per il campionato. Pensate un po' alla seconda, il Napoli dista ben 13 lunghezze. Un Verona invece dall'altra parte del tabellone, 19esima posizione per i gialloblu, che quindi sono condannati al ritorno in Serie B con 21 punti conquistati fino a questo momento, 3 in più rispetto al fanalino di coda a Pisa. Ma comunque Verona che ha avuto anche delle soddisfazioni importanti, visto che i 3 pareggi sono valsi qualcosa per i vari obiettivi che le squadre avevano all'interno di questo campionato. 0-0 con Lecce, 1-1 con la Juventus e 1-1 con l'Inter, che sebbene avesse già vinto il trofeo non è riuscita comunque a battere i gialloblu nel match casalingo. Cambiano alcuni risultati in Francia ed è 2-0 per il Le Havre contro il Lorient, mentre tra Strasburgo e Monaco succede di tutto. C'era stato il 4-1 del Monaco, uno Strasburgo che invece aveva reagito immediatamente trovando la rete del
del 4-2 e sembrerebbe essere proprio così riuscita ad arrivare ancora più vicino rispetto alla squadra del Monaco. È arrivato qualche giro di lanciata, sono il 3-4 per quanto riguarda lo Strasburgo. Intanto negli altri match che stanno giocando in contemporanea con il Cagliari non accade niente di che, invece andiamo a farci raccontare quello che accade all'interno della Domus dalla cronaca di Vittorio Sanna. Il Cagliari che ha iniziato a gestire, perché anche poco fa aveva la possibilità di affondare, invece è tornato indietro e purtroppo non è il massimo che ci si aspetta. Ora fraseggio dei rossoblù che tengono il posto della palla con Suleimana che va a destra da Zappa a destra ancora per Palestra che manda avanti il pallone che Malipan riesce a intercettare evitando poi Zappa riuscendo a impostare per Obrador in avanti, palla che poi arriva dalle parti di Mina che rimanda nella zona di Mendy che va a lottare, il passaggio invece per il Torino all'indietro per Malipan, da questi a destra per Coco che si sposta e va ancora a cercare in questo caso Vlasic che tenta di trovare un varco. 79esimo che è andato via, è iniziato l'80esimo, 2-1 per il Cagliari, il passaggio laterale per il 77 è Bossé che scarica ancora a sinistra, il pallone ritorna all'indietro ancora per Malipan per Adams che viene molto spesso a fare da raccordo, attenzione al tentativo di tiro con la palla intercettata dal Cagliari, poi il giocatore del Torino che si lancia per terra e l'arbitro che non interviene, palla a cercare ancora una volta Mendy che è rimasto solo in avanti, palla recuperata dal Torino. Non dobbiamo però concedere queste situazioni ai Granata, questo ingresso in campo di Ilkan era pericoloso, Ilkan si è lanciato ancora prima che l'avversario gli arrivasse addosso, stavolta tutti d'accordo con l'arbitro, lo stesso Ilkan non se la sente di protestare. Eccolo che riceve ancora il passaggio laterale per il 22 entrato nel secondo tempo che tenta di andare via, attenzione al cross ancora di Obrador, pallone che finisce direttamente in fondo al campo. Era Casadei il 22 che prima non ho citato, ed eccolo Belotti che sta per entrare in campo insieme a Juan Rodriguez, due nuovi cambi per arrivare a quota 4 se non ho perso il conto, quindi ne rimarrebbe ancora uno da gestire in campo, quindi Belotti insieme a lui Juan Rodriguez, vedremo chi sarà ad uscire. Il pallone nel frattempo è tra i piedi di Caprile che parla col direttore di gara, esce Esposito e quindi applausi per Esposito che abbandona il campo, vediamolo, Esposito che è dentro al suo posto Belotti e poi l'altro ad uscire, cercando di capire, mentre si accende una mezza rissa tra Mendy e Folorusso. Non ho capito cosa è successo, non ho capito chi è. Casadei sembra il giocatore che in questo caso viene trattenuto, anzi il 13 è Malipan e viene allontanato da Mina rispetto a Mendy, il tutto è nato con Mendy. Malipan che non so che problemi abbia, bisogna capirne la ragione. Giallo per Malipan e giallo per Mendy. È così, Salomone ancora una volta tronca in due il figlio. È pronto nel frattempo Belotti che, ripeto, prende il posto di Esposito, anzi di Mendy, non di Esposito, o di Esposito, sì di Esposito, capisce più niente, perché Mendy è uscito, al suo posto chi entra? Sto cercando di capire veramente tutti questi cambi. Entra Juan Rodriguez per Esposito, eccolo il cambio. Bene, ci hanno consumato tutto il tempo di posizione lì nello studio. Molto bene, vai, non è successo niente di che in questi minuti raccontati dal nostro Vittorio, ma torneremo da lui per il recupero di questo match tra Cagliari e Torino e come sempre vi terremo aggiornati riguardo agli altri campi che vedono un cambiamento importantissimo per la zona salvezza. È arrivato il 2-2 del Sassuolo in casa con il Lecce per la vicinanza tra le tifoserie di Cagliari e di Lecce. Questo è una notizia per nulla piacevole, perché la squadra salentina si fa recuperare il gol di Pinamonti che trova quindi il 2-2 che darebbe parecchie grane alla squadra appunto del Lecce, che ora si troverebbe
indietro rispetto alla Cremonese nell'ultima giornata di questo torneo. Lecce che sarebbe a 33 punti, con la Cremonese che, se dovesse confermare la sua vittoria, andrebbe invece a 34 e quindi potrebbe giocare la sua finale di stagione con il favore di 2 risultati su 3, o comunque di una condizione iniziale che possa essere favorevole rispetto ai salentini. Vedremo se accadrà ciò e vedremo anche se verrà confermato il gol del Sassuolo. Si dovrà ricorrere al VAR anche per questa situazione che si è voluta all'interno del rettangolo verde. Intanto andiamo a parlarvi di quello che è stato l'altro match valido per il 37esimo turno che si è giocato in questa domenica. Alle 18 sono scese in campo Atalanta e Bologna, e contro il favore del pronostico a vincere è stata la squadra bolognese. 0-1 il punteggio al termine dei 90 minuti, con il Bologna che è riuscito a imporsi con il gol del suo uomo forse più rappresentativo, ovvero Riccardo Orsolini, entrato da neanche 10 minuti. È già decisivo in questa gara, con la rete che ha portato la vittoria per gli emiliani, che con questo successo arrivano a -3 proprio dall'Atalanta e andranno nell'ultima giornata a cercare di agganciare la Dea. Vedremo se sarà così. Un Atalanta che se dovesse concludere comunque davanti sarebbe settima e qualificata per la Conference, visto che poi la Coppa Italia non è andata alla Lazio, che si trova più indietro, bensì all'Inter, e di conseguenza c'è la disponibilità fino al 7° posto per andare in Europa. Questo quindi la situazione, la parte alta del tabellone, con i match giocati nel corso di questa domenica. Ma intanto sta succedendo di tutto in questa serata, con il Cagliari in vantaggio 2-1 contro il Torino, con la Cremonese che sta vincendo sul campo dell'Udinese per 0-1 grazie al gol dopo 9 minuti di Vardi, e con il Lecce che, dopo essere passato 2 volte in vantaggio nel corso della sua gara contro il Sassuolo, si è fatto nuovamente rimontare dal gol di Pinamonti, che per ora porta la gara sul 2-2. Vedremo se termineranno così, e vedremo se la Cremonese subirà un gol che la rimetterebbe nei guai nei confronti del Lecce. Sempre meno minuti rimangono dal finale di questo penultimo turno, e scopriremo quali saranno le condizioni che porteranno poi l'ultima gara del torneo a giocarsi ancora dei verdetti non decisi nei turni precedenti. Quindi un ultimo cambio anche per quanto riguarda il Torino: fuori il Can, se non ho visto male, è dentro Kulenovic. Queste le scelte di D'Aversa. Cagliari che ha terminato le sue sostituzioni, e Torino che anch'esso ha effettuato tutti e 5 i cambi, e quindi non potrà nuovamente cambiare nel tempo che rimane da giocare in questo finale dell'Unipol Domus, che il Cagliari ormai sta cercando di gestire da parecchi minuti. Non sta tentando di aggredire la squadra avversaria con tanta veemenza, bensì si limita a controllare che tutto possa scorrere nel verso giusto. Se così dovesse essere, come sappiamo, per il Cagliari arriverebbe la salvezza in questo torneo, e se dovessero arrivare anche i 3 punti si raggiungerebbe quota 40, e comunque è un grandissimo risultato per quanto riguarda il Cagliari, visto che nelle ultime stagioni non ci era riuscito ad arrivare a quella che viene definita per antonomasia la quota salvezza all'interno del campionato di Serie A. C'è stato un duro scontro all'interno dell'area del Cagliari. Il cross del Torino secondo palo. Foloruscia ha fatto buona guardia sul tentativo di Cocco, che è intervenuto in modo veemente rispetto al centrocampista numero 90 del Cagliari, che è rimasto quindi a terra a richiedere l'attenzione dell'arbitro, a far passare anche un po' di secondi per quanto riguarda questo finale di questo 37esimo turno, che piano piano
si sta avviando verso la conclusione, con un Cagliari che, come detto, è riuscito a trovare la via dei 2 gol nel corso del primo tempo, dopo aver subito lo svantaggio di Obrador, il pareggio immediato di Sebastiano Esposito e poi la rete del 2-1 siglata da Mina nell'ultima azione del primo tempo, in un'azione parecchio confusa, che poi ha portato al nuovo vantaggio quindi della squadra rossoblu, che per ora sta cercando di gestire nella parte conclusiva della partita. Tra pochissimo andremo dal nostro Vittorio Sanna per farci raccontare gli epiloghi di questo match. Intanto non è accaduto niente di rilevante nei match francesi che stavamo seguendo. 3-0 il Marsiglia sul Rennes, forse questo è l'unico cambiamento, insieme al pareggio del Paris in casa contro il PSG nel derby di Parigi, che quindi ora si trova sull'1-1 quando ci troviamo a 10 minuti dal termine. Li avevo provocati che non stava succedendo niente, è arrivato anche un altro gol ed è incredibile, quello dello Strasburgo in casa contro il Monaco. Ricordiamo si trovava all'inizio del secondo tempo sul punteggio di 4-1 per il Monaco. Strasburgo che ha avuto la forza di riprendersi, ora si trova sul 4-4 con quasi 20 minuti da giocare. Vedremo se Strasburgo riuscirà a centrare addirittura i 3 punti dopo essere stato in chiara difficoltà nel corso di questi 90 minuti. Ci stiamo avvicinando ai minuti di recupero delle varie gare, che ricordiamo sono in contemporanea per assicurare una anche parità di impegno in tutti i campi in contemporanea. Per ora, come per i risultati che stanno maturando, il Cremonese supererebbe il Lecce all'alba dell'ultimo turno di campionato a causa dell'1-0 che sta conducendo sul campo dell'Udinese. Lecce che invece è 2-2 contro il Sassuolo e non sembrerebbe essere in grado di rimettere in piedi il vantaggio. Vedremo se sarà così, ma intanto andiamo a vivere i minuti di recupero del match della Domus con la cronaca di Vittorio Sanna. Saranno 5 con il Torino che sta tentando in tutti i modi di pareggiare la partita, ha aumentato decisamente il ritmo in questo frangente, ma sbaglia ancora il fraseggio, tenta di partire Fololuscio che viene chiuso nella sua corsa, deviazione in fallo laterale e rimessa in gioco che dovrebbe essere per il Cagliari. Vediamo se è così, la vorrebbe battere lui, in questo caso il giocatore del Torino, ma non è affatto così, con l'arbitro che va a sollecitare la ripresa del gioco, con Obert che va a recuperare il pallone per la rimessa con le mani. Tutto questo quando siamo al primo dei 5 minuti di recupero, la rimessa in gioco in avanti a cercare Belotti, la palla ribattuta, recuperata ancora dal Cagliari con in modo veemente ancora un giocatore del Torino che va ad attaccare a più riprese. Fololuscio trova terreno duro mentre Belotti si va in qualche modo fermare dall'avversario. Le cozzate l'arbitro non le ha neanche viste, cioè tutto normale. Il passaggio ancora verso destra per il controllo di Coco che si ferma, indietreggia, ritorna ancora verso sinistra dove c'è Ebossé che tocca ancora per Malipan ancora per Obesté. Secondo minuto di recupero, Ebossé che avanza, porta il pallone, il tocco per il 92 Nigne che tenta di partire, lo mette giù palestra, intervento irregolare e calcio di punizione per la squadra granata nel settore di sinistra, con in questo caso ancora Obrador che va per la battuta, con il calcio di punizione con tutto il Torino che si porta, o meglio con tutto il Cagliari che si porta all'indietro, e con quasi tutto il Torino rimane arretrato un solo giocatore che tenta di sfruttare questa occasione. Secondo minuto di recupero, calcio di punizione affidato ancora ad Obrador, vediamo il suo cross all'interno, il colpo di testa a liberare, ancora un colpo di testa, la palla che poi viene scagliata via da Obert direttamente in fallo laterale per evitare insomma di darla direttamente al Torino rilanciandola dritta, preferito la rimessa laterale nella difesa granata, così la squadra poteva uscire. Terzo minuto di recupero iniziato da 15 secondi, sempre Torino col pallone tra i piedi, Vlasic che approfitta anche di una scivolata in questo caso di Fololuscio, la palla per Adams a sinistra, Penigne nel duello con Zappa, la palla recuperata da Gaetano, grande prova, Belotti tende ad andare via, tagliato giù da Vlasic con uno spintone, calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana,
non lo guarda per il sottile Vlasic, in questo caso a Belotti, che lo ha buttato letteralmente giù, arrivando di gran carriera. Tutto questo quando siamo ormai al terzo minuto di recupero, sta concludendo, con 2 minuti ancora che separano il Cagliari dalla matematica salvezza, con nel frattempo anche Mina sul pallone per la battuta, ormai 2 minuti esatti. Eccolo Mina pronto a battere, Foluccio si è allargato a sinistra, Palestra si è allargato a destra, la rincorsa di Mina che fa come sempre grande scena, il colpo di testa all'indietro sulla chiusura di Coco, facile su Foluccio, palla portata avanti ora di gran carriera dai Bossé, e Bossé in diagonale verso destro c'è Vlasic, il cross di Vlasic con Caprile che può andare a prendere il pallone e a sdraiarsi per terra dopo questa parata. 90 secondi ancora da chiacchierare, perché c'è Mina che discute non ho capito con chi, mentre conta i secondi, in questo caso l'arbitro, batte Caprile cercando Foluccio dall'altra parte, Foluccio che aggancia ma non riesce però a tenere il pallone, Coco glielo porta via, lo dà all'indietro per Paleari e siamo allo scoccare quasi del quarto minuto, inizia l'ultimo minuto di gioco con ancora il lancio di Bossé in avanti, con il colpo di testa di un giocatore, attenzione, entra in area ma chiude molto bene Juan Rodriguez, è riuscito a sfondare, in questo caso il giocatore del Torino era Simeone, la palla allontanata in modo perentorio, la rimessa in gioco ancora per il Torino che non ci sta alla sconfitta, pallone ancora giocato dal 22, si tratta di Casadei, il cross di Casadei, il colpo di testa tentato in questo caso da Kulenovic e poi il pallone spedito ancora in fallo laterale, nuova rimessa per il Torino, 24 secondi alla fine, la rimessa in gioco con rimessa direttamente dentro l'area, Marifan che chiede il pallone per poterlo effettuare, attenzione a Vlasic, mette avanti, Juan Rodriguez allontana, in Foluccio ancora di più, tenta di scattare Belotti, è in vantaggio e Bossé che riesce a riproporre per Vlasic, ancora un passaggio di Vlasic per ancora il cross tentato a sinistra, pallone toccato dentro l'area e poi cross basso, il tiro ribattuto, si accende la mischia e parte il contropiede con Belotti che controlla, viene attaccato nella circostanza, scaraventato giù, l'arbitro fischia il calcio di punizione, ma probabilmente siamo anche alla fine, controlla solamente ciò che è avvenuto dentro l'area prima di fischiare la fine del match, che fosse un fallo di mano di Foluccio su un pallone che è stato colpito, Foluccio ha sfiorato il pallone con la mano indirizzandolo dietro, protesta tutto il Torino, ma vediamo cosa decide l'arbitro, veramente non capiamo neanche il significato profondo di tutto questo, l'arbitro sta continuando a parlare, mi pare che non abbia voglia di andare oltre, va a fischiare la fine del match, il Cagliari è salvo, ed è salvo a quota 40, ed è salvo senza essere mai stato nella zona di retrocessione, ed è salvo con tanti punti di vantaggio su quella che sarà la squadra che si salva, perché in questo momento ha 6 punti di vantaggio rispetto alla quart'ultima e ne ha addirittura 7, anzi 8 rispetto alla terz'ultima. Un vantaggio di questo tipo non era mai capitato nelle ultime stagioni, si chiedeva di crescere, qualcosa c'è stato, forse poteva esserci di più, ma quanti infortuni, ma quanti giovani sono stati poi utili alla causa, anche solo per pochi minuti, quanti se ne sono sovrapposti di personaggi e protagonisti durante questo campionato, un campionato che alla fine non possiamo certo archiviare in termini negativi, non è stato chiaramente esaltante, questo lo possiamo dire, a un certo punto abbiamo probabilmente sognato di poter arrivare anche più in alto di questi 40 punti, ma essendo concreti bisogna dire che questo risultato non è affatto un risultato da criticare, un risultato magari, ripeto, che non ci esalta, che non merita magari di essere portato in trofeo, ma non è assolutamente neanche un risultato da buttare, non è di meno insomma di quelle che sono state le ultime salvezze, compresa quella dei Ranieri. Il clima era totalmente diverso e ci siamo salvati alla penultima giornata andando a vincere da Sassuolo con un Sassuolo che non era assolutamente una squadra che aveva qualcosa da chiedere, quindi cerchiamo di valutare con obiettività quello che è successo, cerchiamo di capire da dove ripartire, cerchiamo di capire che società ci sarà, perché questo eventuale passaggio di società significherà anche che bisogna capire che strategie ci saranno, che investimenti ci saranno. Di certo qualcosa lo abbiamo posto come base
con tutta una serie di giovani che possono rappresentare una base per il futuro. Questo senza dubbio è stato ottenuto. E quindi con questi dubbi per il futuro, ma anche grande voglia di scoprire, con il Cagliari che ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero la salvezza per questa stagione, 2-1 il risultato che è maturato in quel della Domus, ma è successo di tutto per la zona salvezza, perché al 96esimo il Lecce a sorpresa ha trovato la via del gol, 3-2 Lecce sul campo del Sassuolo, e quindi tutto aperto con i salentini che arrivano davanti però alla Cremonese all'ultima giornata e saranno artefici del proprio destino. È anche una cosa a favore della vicinanza che c'è tra i tifosi del Cagliari e del Lecce, quindi vedremo chi si aggiudicherà poi la permanenza in Serie A. Ciò che c'è di certo è che il Cagliari è riuscito nella sua impresa, è riuscito a trovare dei punti importantissimi contro il Torino, un 2-1 davanti alla sua gente per festeggiare la salvezza anche in questa stagione. Vitto, noi siamo in chiusura, un altro commento rapido e poi salutiamo i nostri ascoltatori. Che non so se, finché non le vedrò le immagini, non so se vergognarmi di questo calcio, perché se vado a vedere i valori della Cremonese e dell'Udinese, i valori del Sassuolo e del Lecce, io dico che questo è un biscottificio che non esiste, non deve esistere. Bisogna giocare ogni partita avendo come obiettivo quella di manifestare il tuo valore, non devi assolutamente falsare, perché in un'altra parte del campionato io non credo che il risultato sarebbe stato questo, ed è troppo facile dire che sono le motivazioni, è esageratamente troppo facile. Io volevo sperare che oggi ci fossero 2 sconfitte, che rimanesse la cosa invariata, ma con 2 sconfitte delle altre 2 squadre, perché comunque sia questi sono i valori che dovevano essere espressi, e probabilmente se la sarebbero giocata comunque all'ultimo sussulto, all'ultimo fiato, all'ultima energia. Però ripeto, queste 2 vittorie in trasferta contemporanee con quello che è maturato, mi sembrano... Lecce all'ultimo secondo, perché comunque il Sassuolo l'aveva recuperata all'ultimo minuto dell'ultima palla. Tutto quel che vuoi, finché non le vedo questo mi rimane il dubbio, poi magari me lo leverò. Va Grazie bene, allora Andrea, appuntamento a tutti. Salutiamo il nostro Vittorio, appuntamento alla prossima settimana quando sapremo quando sarà la partita. Intanto vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Da Andrea Sanna è tutto, ci ritroviamo la prossima settimana per salutare il campionato di Serie A e ritrovarlo l'anno prossimo, sempre qui, sempre a Suon di Gol, sempre su Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi